Spettatori di Antenna 3, buongiorno, ben ritrovati con l'edizione straordinaria che anche oggi vi accompagnerà per quasi tutta la giornata con gli aggiornamenti minuto dopo minuto sull'emergenza coronavirus in Veneto. Partiamo come sempre con proprio gli aggiornamenti sui dati diffusi poco fa dall'azienda Zero che riportano 14.990 il totale delle persone risultate dei casi con tampone positivo, con un incremento di 106 casi rispetto al bollettino di ieri sera. Di questi 10.800 sono gli attualmente positivi, 981 i deceduti nelle strutture ospedaliere ed extraospedaliere del Veneto. 3.209 invece coloro che si sono negativizzati e 13.902, quindi scende ulteriormente il numero dei soggetti in isolamento domiciliare. Diamo poi uno sguardo ai dati sui ricoveri che rimangono naturalmente gli osservati speciali, perché sono dati fondamentali per capire l'andamento del virus, perché se da un lato il numero dei positivi sta ad indicare i test, i tamponi a tappeto che la Regione Veneto ha avviato per appunto individuare, intercettare le persone positive, quindi gli incrementi ci stanno proprio alla luce di questo progetto di tamponi. Altrettanto importante è il dato relativo ai ricoveri. Allora sono 1.388 le persone attualmente ricoverate negli ospedali del Veneto, con meno 15 pazienti rispetto a ieri sera. Scende anche il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, ci avviciniamo alla soglia dei 200, sono esattamente 209 le persone in terapia intensiva nel Veneto con meno 5 casi. Sono 155 invece i ricoverati nelle strutture del territorio veneto, con un caso in più rispetto a ieri sera. Sono 74 le persone che sono state dimesse dalle strutture territoriali e 1.895 invece coloro che sono stati dimessi dagli ospedali e che quindi sono di fatto guariti. Cresce invece purtroppo anche oggi il numero dei deceduti, sono 851 i deceduti negli ospedali del Veneto, con un incremento di 9 casi, 9 persone che hanno perso la vita rispetto a ieri sera. Rimane invece fermo a 18 il numero delle persone decedute nelle strutture territoriali del Veneto. Dunque un virus, dati che in qualche modo fanno ben sperare. Ieri il governatore Zaia ha detto ci stanno indicando che la strada che stiamo intraprendendo è la strada corretta. Ha ribadito che naturalmente dipende da noi fare in modo che questa strada continui ad essere quella giusta verso una fine dell'emergenza che, sempre secondo le parole del governatore dette ieri in conferenza stampa, potrebbe essere intorno a fine maggio, quando si dovrebbe finalmente tirare un sospiro di sollievo, sempre con l'incognita poi dell'autunno, quando il virus potrebbe ripresentarsi, e quindi dati che tutto sommato fanno ben sperare. Però questo virus purtroppo continua ad uccidere, i dati del Veneto lo dimostrano, anche quelli a livello nazionale purtroppo indicano ancora troppi le persone che purtroppo perdono la vita. E anche a livello mondiale ci sono tante vittime del coronavirus, e tra queste, guardando sui siti oggi dei quotidiani, la notizia di apertura nei siti è questa, che il coronavirus ha ucciso, se riusciamo anche a vedere la pagina del Corriere della Sera, ma è la stessa anche dell'apertura del sito della Repubblica, il coronavirus morto Luis Sepúlveda. Lo ricorderete, era stato ricoverato in Spagna con la moglie. L'autore cileno, andiamo anche sul sito della Repubblica, eccolo qua, lo scrittore cileno aveva 70 anni, era ricoverato in Spagna da fine febbraio, contagiato al rientro da un festival letterario in Portogallo. Il famosissimo scrittore è appunto morto a causa del coronavirus. Quindi lo ribadiamo, se da un lato cala il numero dei contagi, dall'altro però continuano molte persone a perdere la vita, e quindi è necessario continuare a fare attenzione, a mantenere quelle che sono tutte le misure di sicurezza, dalla distanza all'uso di mascherine e guanti, tutte quelle misure di precauzione che sono fondamentali se si vuole che quella luce in fondo al tunnel diventi sempre più vicina.
E intanto si discute sulla famosissima fase 2, sulla ripartenza. Ieri la Lombardia, quasi a sorpresa, un po' diciamo così, sorprendendo lo stesso governo, ha chiesto di ripartire dopo il 4 maggio, quando scadrà l'ultimo DPCM del governo, e quindi di poter ripartire. È un po' questa la richiesta che arriva dalle parti economiche, quella di poter ritornare al lavoro. In Veneto c'è questo lockdown soft, questa riapertura, lo vediamo anche dal traffico sulle strade e autostrade. Sta di fatto che molte aziende, vuoi perché rientrano tra quei codici Ateco previsti dal DPCM, vuoi per il principio del silenzio assenso delle prefetture, hanno di fatto riaperto. Naturalmente oggi, proprio durante la conferenza stampa, l'assessore Lanzarin dovrebbe dare, oltre che ai dati sulle case di riposo, quindi gli ulteriori tamponi e controlli nelle case di riposo, anche i dati sui controlli dello Spisal, che sono le misure che la Regione, non potendo intervenire sulle chiusure e riaperture, però può mettere in campo proprio queste, i controlli dello Spisal nelle aziende che hanno riaperto, per verificare che le misure il distanziamento tra i lavoratori, i dispositivi siano adottati, e quindi si sia tornati al lavoro nella massima sicurezza. A questo si aggiunge anche una circolare del Viminale, che ha proprio predisposto dei controlli ad hoc da parte delle forze dell'ordine per verificare il più possibile a tappeto che queste misure essenziali vengano rispettate, altrimenti si rischia di avere dei focolai anche all'interno dei luoghi di lavoro, e quindi il rischio è quello di tornare indietro sulla strada intrapresa. E naturalmente c'è il mondo scientifico da un lato che rallenta, in qualche modo frena quelle che sono che ha la volontà di ripartire. Infatti è proprio uscita una nota dell'agenzia ANSA, dove il capo del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, Gianni Rezza, dice: mi sembra che ci sia una pressione talmente forte che sembra quasi che siamo in fase 2 già ora, non si parla di altro, ma dice tuttora siamo nella fase 1. È la politica a dover decidere qual è il rischio accettabile, quindi ci si trova a dover misurare quale sia la strada giusta da intraprendere, tenendo sempre conto quella che è il punto di riferimento, il faro, che è quella di una sicurezza sanitaria, e di non appunto tornare indietro, ma di continuare a vedere dati positivi per quanto riguarda sia vogliamo i contagi, ma soprattutto i ricoveri. Quindi la politica che si trova a dover affrontare questo delicato momento, e in effetti la discussione è proprio su questo, su come e in che modo. E proprio in quest'ottica è stata istituita questa task force dal governo Conte, con tecnici esperti di varie materie, per studiare in che modo far partire la fase 2, innanzitutto quando, perché poi l'elemento tempistica è quello fondamentale, ma anche e soprattutto con che modalità. Molti si interrogano appunto su quale sarà il modo migliore per ripartire. Salvini dice: l'Austria riapre, lo stesso la Francia e tanti altri paesi europei, non vorrei che si scatenasse una vera guerra commerciale. Zingaretti invece del PD: l'uscita dal lockdown deve avvenire, ma venga dentro tempi e regole nazionali da individuare in fretta, senza furbizie. Cos'altro deve accadere per capire che i nostri destini di italiani e di europei sono legati, e che ciò che accade a una regione condiziona pesantemente ciò che accade su tutto il resto del paese? Errare è umano e perseverare è diabolico, dice appunto sulla sua pagina Facebook il segretario Dem Zingaretti. E adesso dovremo collegarci con il senatore proprio del PD, Andrea Ferrazzi, per capire un po' in che modo il governo si sta muovendo. Sappiamo che ci sono stati proprio ieri degli attriti. Eccolo qui, saluto il senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi, grazie per essere qui con noi. Buongiorno senatore. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Grazie a lei per la sua disponibilità. Allora, dicevo che in questo momento da un lato c'è l'emergenza sanitaria, e quindi si tengono d'occhio i dati che vengono aggiornati e che arrivano, dall'altra però molte sono le spinte per questa famosa fase 2
della ripartenza, che è comunque un momento molto delicato e quindi anche a livello politico, perché poi la palla è in mano alla politica, naturalmente sempre di pari passo con quella che è la comunità scientifica, è di far ripartire il paese, però con modalità tali che non ci facciano tornare indietro e quindi di nuovo rituffarci in un'emergenza sanitaria. È un momento molto difficile e delicato per il governo in questo momento, senatore. Poi io sono qui al Senato a Roma, sono appena uscito dall'aula dove il ministro dell'Agricoltura Bernanova ha spiegato un po' gli intendimenti del governo alle 13.30 sull'agricoltura, alle 13.30 ritorneremo in aula perché ci sarà il ministro del lavoro appunto per affrontare la ripartenza. Veda, noi dobbiamo evitare le schizofrenie, dobbiamo evitare gli step and go. Gli stop and go, bisogna evitare, come dire, le comunicazioni che non hanno, come dire, un fil rouge sensato, no? Cioè accelerare fino all'altro ieri le chiusure totali per poi dire, come succede per esempio anche Salvini in queste ore, apriamo tutto, e una regione che dice in alcune parti d'Italia chiudiamo tutto e poi di colpo apriamo tutto, cioè qui c'è da salvaguardare innanzitutto la salute, perché voglio ricordare che ci sono più di 21.000 italiani che sono morti per il coronavirus e spesso sono persone sole, sono morti atroci, in abbandono, e ci sono decine di migliaia di anziani che vivono nel terrore. Naturalmente c'è il tema anche della ripartenza. La ripartenza va assolutamente costruita, perché i grandi sacrifici che abbiamo compiuto nel corso di queste settimane devono vedere naturalmente la luce in fondo al tunnel, però bisogna farlo responsabilmente, perché la cosa più sciocca e più sbagliata sarebbe quella di riaprire sulla sensibilità di qualche politico locale e poi magari essere costretti a richiudere perché il virus si diffonde. C'è però dall'altro le preoccupazioni del mondo economico, cosciente che ulteriori chiusure rischiano davvero di mettere in ginocchio un tessuto come quello del nord Italia, dove il virus ha maggiormente colpito, che rappresenta una grande fetta del PIL nazionale. Questo non c'è dubbio alcuno, guardi, su questo innanzitutto bisogna avere un vero approccio nazionale, perché come dicevo poc'anzi non è possibile lasciare la sensibilità politica o l'interesse politica dei leader locali e decisioni che poi naturalmente, perché vede, le nostre regioni, i nostri comuni non sono compartimenti stagni, Ora più del 50% delle aziende anche in Veneto sono aperte, il che vuol dire che le persone stanno girando, ovviamente giustamente per il loro lavoro, ma girano in tutta Italia e arrivano anche da tutta Italia. Allora bisogna avere una politica sanitaria comune. Ovviamente si pone fortemente il tema della ripresa economica. È una ripresa che tra l'altro è accompagnata da provvedimenti del governo di portata eccezionale. Questo governo, questo Parlamento ha votato un provvedimento da 25 miliardi, ne voterà un altro a giorni di almeno 40-50 miliardi, il che vuol dire 3 volte la finanziaria del 2020. Soldi pubblici che vengono dati direttamente dallo Stato ai cittadini e alle imprese. Mi lasci dire, per esempio, che il fatto che gli autonomi abbiano ricevuto per più del 60% i 600 euro già nel conto corrente è un fatto positivo. Vede, 2 milioni e mezzo di autonomi su 4 milioni di domande a ieri avevano già avuto l'accredito. Oggi arriverà altre 700.000. Le scuole hanno già ricevuto gli 85 milioni di euro la scorsa settimana. Il tutto in pochissimi giorni, in pochissime settimane dal provvedimento ad oggi, lo stesso per i congedi parentali, lo stesso per il babysitter. E un'altra bella notizia che ci giunge dal Ministero dello Sviluppo Economico è che dal lunedì a martedì prossimo le banche non avranno più alibi, dovranno concedere quei crediti a totale copertura dello Stato per un totale di 400 miliardi di euro. Capisce bene che è un provvedimento, è una disponibilità da parte di questo governo che è assolutamente eccezionale. In questo c'è l'ultimo passo, c'è il passo della riapertura. Io sono assolutamente per una riapertura pensata, mettendo in sicurezza i lavoratori, sapendo che peraltro non c'è solo il tema della sicurezza dei lavoratori all'interno di posti di lavoro, ma c'è anche il problema della sicurezza del trasporto, perché quello è un nodo che va affrontato in maniera, molto molto radicale.
Ecco, la Lombardia ha lanciato appunto ieri, io ho detto un po' a sorpresa, questa volontà di ripartire con le 4D, ovvero dispositivi, distanze, digitalizzazione, diagnosi. Il governatore Zaia ha detto noi abbiamo un progetto, lo mettiamo a disposizione del governo. Ecco, in questa fase sarà importante il dialogo con le regioni, tenendo conto poi di quella che è la task force voluta dal Premier Conte per lavorare proprio su questa fase 2. Ma io credo moltissimo nella collaborazione tra le regioni e il governo nazionale. Naturalmente lei immagino sappia bene che sia la Costituzione che in 2 articoli della legge di costituzione del sistema sanitario nazionale, quel grandissimo sistema nazionale che va salvaguardato e potenziato e che sta salvando decine di migliaia di italiani a costo zero per i singoli italiani. Ebbene, quella legge del 78 stabilisce che in caso di emergenza sanitaria la competenza specifica è del Ministro della Sanità. Questo naturalmente non vuol dire che deve fare tutto il governo, vuol dire che il governo, in collaborazione, come sta facendo con le regioni, deve attuare e programmare quelle politiche sensate a livello nazionale, ma le dico di più. Siccome il virus non ha confini nemmeno tra Stato e Stato, va sviluppata una vera politica di integrazione sanitaria in Europa, cosa che non c'è stata, che è stata rallentata. E quindi quando si dice Europa si dice anche integrazione delle politiche, perché la sicurezza economica e sanitaria dei nostri cittadini passa anche attraverso una politica integrata e integrale davvero europea che ci consenta di vivere bene. A proposito di Europa, la domanda successiva riguarda proprio le misure dal punto di vista economico a livello europeo. Il 23 aprile, lo ricordiamo, ci sarà il Consiglio europeo, probabilmente quello sarà il momento in cui un po' si sbloccherà la situazione e ieri ci raccontano la stampa nazionale di così un po' di qualche battibecco all'interno della maggioranza per quanto riguarda il MES, quindi il Fondo Salva Stati, con l'Europa, l'Eurogruppo che ha dato il via libera a zero condizionalità, solo per le spese mediche e il Movimento 5 Stelle che però teme che questo poi possa avere delle conseguenze, che venga richiesta un'austerity poi all'Italia. Ecco, è un nodo cruciale questo sul quale la discussione, poi ieri sera il Premier Conte ha detto è inutile adesso fare tante polemiche perché insomma al momento non c'è ancora nulla di firmato, quindi andiamo con calma, però un po' questa è la discussione in questo momento anche all'interno della stessa maggioranza. Che cosa succederà da qui ai prossimi giorni proprio in vista del 23 aprile, senatore? Ma il 23 aprile dovrebbe avere come risultato un approfondimento importante, cioè una messa a disposizione dei paesi di questo strumento e quindi a maggio probabilmente il nostro paese dovrà scegliere se utilizzarlo o meno. Guardi, la trasformazione radicale del MES in quello che è stato fatto ad oggi, io lo considero un grande risultato di questo governo, di questa maggioranza e anche del Presidente Conte, perché quello che si chiama oggi MES non è per nulla il MES che venne votato dal Consiglio dei Ministri il 3 agosto del 2011, quindi da Berlusconi, dalla Meloni che era ministra, che adesso urla contro, non si capisce un po', la coerenza non farebbe male a questo paese e via dicendo, ma è stato totalmente modificato, è una linea di credito super agevolata, a tasso di interesse bassissimo e a lunghissima data di ritorno, che viene messa a disposizione dei paesi per l'emergenza sanitaria da coronavirus. Stiamo parlando di 30 miliardi che vengono concessi, è del tutto sciocco mettere in contrapposizione questa con altre politiche necessarie. Io dico, si vada a verificare davvero che non ci sia la condizionabilità, cosa che dovrebbe avvenire, che è un successo del nostro governo, che ha fatto, massa critica insieme a Francia, Spagna, Portogallo e altri paesi. Dopodiché, quando questo risultato sarà chiaro, è del tutto evidente che il nostro paese potrà accogliere questo strumento che non lega le mani a nessuno, ma dà la possibilità al nostro sistema sanitario di lavorare bene per la sicurezza dei cittadini, dopodiché bisognerà fare i passi ulteriori. Per esempio, io valuto positivamente, anzi fondamentale, che la BCE abbia deciso di acquistare 750 miliardi di titolo di Stato, perché vede, Salvini dice facciamo titoli di Stato italiano, bravo, l'abbiamo già fatto con questo provvedimento, il provvedimento
è scorso. Ma poi lei capisce bene che bisogna che qualcuno li compri questi titoli di Stato, no? E se la credibilità di un paese non c'è e se il tasso debito pubblico sul PIL è troppo elevato, o ti chiedono dei tassi di interesse alle stelle oppure non te li compra nessuno. Ecco, la BCE che acquista i titoli di Stato è stata una grande garanzia, ma anche questo non è sufficiente. Bisogna costituire un grande fondo europeo di svariate centinaia di miliardi di euro, un fondo comune per la ripartenza e la ripresa, per il sostegno all'economia, alle imprese, ai liberi professionisti, alle famiglie. Per far questo servono cosa? Servono gli eurobond. Che cosa sono? Sono fondamentalmente dei titoli di debito pubblico europeo, perché una moneta europea senza l'eurobond europeo è una moneta monca e manca una politica quindi generale necessaria. Come ne uscirà l'Italia da questa emergenza alla luce anche del fatto che i modelli dicono che potrebbe esserci un ritorno in autunno del coronavirus? Che Italia sarà alla fine di questa emergenza, senatore? Beh, sarà un'Italia che io spero sarà più unita, che ha sperimentato che il valore dell'unità nazionale è importante, sarà un'Italia, mi auguro, che avrà capito che il patriottismo non è il nazionalismo chiuso di chi pensa di risolvere i propri problemi con modelli autarchici di vecchia memoria che non portano da nessuna parte, ma che la solidarietà nazionale è un tutt'uno con la solidarietà europea. Vede, oggi la von der Leyen ha fatto un comunicato importante, ha chiesto scusa. Ha detto che l'Unione Europea non è stata sufficientemente pronta a sostenere il nostro Paese. Noi le critiche all'Europa le facciamo anche molto dure, ma perché? Perché sappiamo che la comunità europea, se funziona bene per l'Italia, se ogni paese va per i fatti suoi, siamo finiti, saremo mangiati. Perché vede, c'è un interesse generale che attraversa paesi come la Cina, la Russia o una politica di Trump, che è quella di destrutturare la comunità europea. Perché? Perché la comunità europea, l'Unione Europea unita fa paura dal punto di vista economico, dal punto di vista dei mercati, della crescita, e quindi loro sperano nella distrutturazione di questa e poi di mangiarsi come un panino a bocconi un paese dopo l'altro. Questa sarebbe la fine della crescita economica, della stabilità e della qualità della vita per i nostri cittadini. Quindi io spero che in settembre avremo un paese più unito, più forte e capace di costruire su un sano patriottismo un'Unione Europea forte. Ringrazio tantissimo il senatore Andrea Ferrazzi, lo lasciamo tornare in aula al suo lavoro, grazie davvero per la disponibilità, a risentirci, grazie e buon lavoro senatore. Questo dunque è il punto dei lavori anche del governo per far fronte all'emergenza economica che pesa in modo forte sul nostro paese. I timori sono quelli non solo di una recessione ma di una stagnazione, quindi chiaramente c'è un grande lavoro in corso in queste ore. E alle 12:30 naturalmente la conferenza stampa, come ormai succede da più di un mese, del governatore Zaia con tutti gli aggiornamenti sui dati e sulla situazione in Veneto, e proprio all'esterno dell'unità di crisi della protezione civile di Marghera, dove alle 12:30 ci sarà la conferenza stampa, abbiamo la nostra collega Anna Maria Parisi che vedo già in collegamento. Buongiorno Anna Maria. Sì, buongiorno Francesca e buongiorno ai nostri telespettatori. Dunque, in attesa di quello che accadrà da oggi a una settimana, cioè il 23 di aprile, ti dico quello che accadrà a breve qui, cioè dovrebbe esserci il report, così come era stato detto nella giornata di ieri, dell'assessore regionale alla sanità Emanuele Lanzarin per quanto attiene alla mappatura, chiamiamola così, dei tamponi effettuati nelle case di riposo della nostra regione. E sempre da qui, da quella che è stata definita oramai la War Room, la stanza di guerra della sede della Protezione Civile del Veneto, un dato che non è decisamente positivo, è quello che riguarda il numero dei decessi che si è registrato nelle ultime 24 ore, cioè dal report di ieri a ieri mattina alle 8 a quello di questa mattina alle 8. Si registrano ben 41 decessi nella nostra regione, è il numero più alto. Lo stesso numero si è registrato lo scorso 8 aprile. Di questi 41 decessi, 15 sono quelli che sono avvenuti fuori dalle strutture ospedaliere.
quindi è da capire appunto secondo il modello che ormai è diventato il modello scuola per quanto attiene il modello matematico del Veneto in tutta Italia, si dovrebbe registrare la fine della fase acuta, si dovrebbe, il condizionale d'obbligo, verso fine maggio. A questo punto è necessario individuare quindi due cose: effettuare la registrazione di tutte le persone che presentano i sintomi compatibili con il virus, con il Covid-19, perché ricordiamo che secondo appunto quanto affermato dal virologo ed epidemiologo Andrea Crisanti dell'Università di Padova, la scomparsa dei sintomi non si accompagna automaticamente alla negativizzazione. Questo significa che cosa? In parole semplici, che non si sa se le persone guarite o meno possono trasmettere o no il virus. Seconda cosa fondamentale, serve una mappa degli infetti reali per capire che cosa avverrà, come si determinerà questa fase 2, scusate. E da qui quindi la ricognizione deve essere fatta per il contenimento con la tracciabilità di tutte le persone infette ma asintomatiche. Questo è fondamentale, dice il virologo Crisanti, perché il via libera a tutti coinciderebbe con una ripresa dell'epidemia, quindi bisogna essere naturalmente molto cauti. Quindi se non hai domande da studio ti restituisco la linea, perché poi ci risentiamo dopo la conferenza stampa, a breve inizia infatti alle 12:30 come hai ricordato tu, Francesca. Grazie mille Anna Maria per il punto, poi naturalmente torneremo a parlare con te, a collegarci quando arriverà il governatore Zaia con tutte le novità e appunto anche gli aggiornamenti proprio sull'emergenza, sui dati e appunto sulle misure, sui controlli nelle case di riposo del Veneto, che ricordiamo essere un po' stati uno dei tanti focolai, spesso con situazioni davvero drammatiche. Grazie ad Anna Maria Parisi e ci sentiamo più tardi quando arriverà il governatore Zaia. Adesso ci colleghiamo via Skype con Gian Antonio Dare, europarlamentare della Lega. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Grazie per essere qui con noi. Prima abbiamo sentito il senatore Ferrazzi, il governo al lavoro per questa fase 2, che naturalmente deve fare i conti però con quella che è ancora un'emergenza sanitaria, nel senso che i dati ancora oggi ci dicono che ci sono molti positivi, restano oltre 200 persone ricoverate nelle terapie intensive e quindi sarà una fase 2 che andrà studiata nei minimi dettagli. Secondo lei che fase 2 dovrà essere per non rischiare di tornare indietro e di riprecipitare in un'emergenza? Ma la fase 2 è doverosa da parte del governo, come è stata doverosa da parte della Regione Veneto passare alla fase 2. Bisogna capire che c'è un cambio di mentalità nell'affrontare il coronavirus. Adesso vediamo che tutti indossano le mascherine, vediamo che tutti indossano i guanti, quindi c'è una predisposizione, diciamo, alla regolamentazione per affrontare in qualche maniera questo problema. La riapertura delle fabbriche, in parte delle fabbriche, comunque in maniera graduale, è un atto doveroso, perché l'economia non si può fermare, ma soprattutto ci sono imprese e aziende che hanno delle consegne da fare e non possono assolutamente diciamo, ritardare, perché poi incorrono nelle penali. Quindi è doveroso da parte del governo, da parte delle amministrazioni locali, prendere atto di questa situazione e iniziare la fase 2, naturalmente stando attenti a quelle che sono le precauzioni. A suo avviso, le misure che sono state prese adesso, in questo momento, dal governo sono sufficienti a far fronte alla crisi economica che, come ho ricordato prima con il senatore Ferrazzi, sta colpendo un territorio che rappresenta una grande fetta del PIL nazionale, con aziende che davvero sono in difficoltà, e anche non solo adesso ma anche la ripartenza sarà altrettanto difficile?
La ripartenza sarà durissima, ma pensiamo soprattutto al settore di quello che è la ristorazione, il turismo, diciamo, pensiamo ai pubblici esercizi, bar, gelaterie. Quelle sono problematiche, non sarà più come prima perché sta cambiando la mentalità, non possiamo più fare le aggregazioni come si faceva un tempo, le cene assieme, e quindi diciamo questa sarà veramente difficile ripartire, diciamo, da questa situazione, però abbiamo la capacità di poterlo fare. C'è un grosso problema, la stagione del mare diciamo, è alle porte, ci sono contratti in essere, qualcuno ha firmato facendo degli impegni di spesa importanti e imponenti, e questi dovranno essere sicuramente aiutati perché la stagione del mare non sarà come quella dell'anno scorso, e quantomeno, a meno che non ci sia un colpo di fortuna che si trovi quel vaccino per questo virus, allora sì, allora tutto potrebbe ripartire con una normalità graduale, ma potrebbe ripartire con un altro aspetto. Ecco, lei che siede nel Parlamento europeo, in tutto questo l'Europa che ruolo sta avendo? Ma l'Europa è divisa in due, da una parte c'è l'Italia, la Francia, i paesi latini, e dall'altra ci sono i paesi, diciamo la Germania e soprattutto l'Olanda, che non vogliono sentire ragioni. Loro vogliono che l'Europa firmi il MES. Attenzione che il MES, bisogna dirlo in maniera molto chiara, è un prestito. E come tutti i prestiti poi vanno onorati e ci sono anche gli interessi, ma soprattutto quando si è firmato il MES cosa succede? Succede che non sarà più il governo italiano a decidere la politica economica, ma la politica economica sarà decisa dal governo europeo. La Commissione europea imporrà diciamo, le sanzioni, ma abbiamo visto cosa è successo quando il governo Monti ha fatto il MES. Ricordiamoci, ha voluto subito la legge Fornero, cioè l'innalzamento dell'età pensionabile. Allora, se dobbiamo ritornare alla Fornero, è bene che i debiti li facciamo tra di noi, tra gli italiani, ci sia una corresponsabilità di questo grave momento, o l'Europa capisce che bisogna lavorare in questo sistema, altrimenti l'Europa si sfalderà davanti a queste problematiche. Ed è interesse della Germania non fare il MES, perché ricordiamoci che ne trae maggior vantaggio su questa situazione, sulla situazione economica, è la Germania. Allora, se vogliamo continuare così, ci devono pensare, altrimenti ognuno per sé e Dio per tutti. Che cosa è necessario fare, mettere sul piatto per le aziende, per i cittadini, per evitare rischi come recessione, stagnazione, che sono termini che economicamente parlando fanno paura, fanno terrore? Ma Stati Uniti e Germania hanno messo il 6% del PIL, hanno messo nelle imprese, nei posti, cioè nel lavoro, quindi le imprese, e questo è quello che dobbiamo noi fare. E lo deve fare anche l'Italia, magari con un impegno di spesa minore, però deve fare questa operazione. Noi dobbiamo finanziare il lavoro, dobbiamo finanziare le imprese, perché è dal lavoro che poi diciamo, si fa il prodotto interno lordo, si fanno le spese, diciamo, la spesa interna, che è quella che poi sostiene anche il mercato, e il commercio, il turismo e quant'altro. Faccio anche a lei la stessa domanda che ho fatto al senatore Ferrazzi: che Italia sarà questa che uscirà dall'emergenza coronavirus, non solo dal punto di vista economico ma come paese? Ma l'Italia pagherà un peso e un prezzo altissimo. Noi siamo, penso, il paese più turistico del mondo. Ricordo che il Veneto, il capitolo diciamo, del turismo in Veneto è la prima voce, di 18 miliardi di PIL, e quindi cambierà completamente tutto. Per noi per l'Italia sarà molto molto dura. Io ringrazio Gianantonio Darè per il suo intervento e ci aggiorniamo nei prossimi giorni per vedere che cosa accadrà anche a livello europeo per far fronte a questa emergenza. Grazie per il suo intervento, per la sua disponibilità e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro e complimenti. Grazie, buona giornata.
E quindi insomma abbiamo capito quanto sia delicata questa fase tra appunto l'emergenza sanitaria, che lo ricordiamo non è assolutamente finita, lo ha ricordato anche prima in collegamento la collega Anna Maria Parisi, e dall'altra questa spinta verso una fase 2 che però la comunità scientifica, lo ribadiamo, sta cercando di frenare, perché in questo momento le condizioni per una fase 2 come la si intende non ci sono ancora. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo con tutti gli aggiornamenti. A tra pochissimo. Eccoci in diretta con la nostra edizione straordinaria. Tra poco meno di mezz'ora andremo a Marghera, nell'unità di crisi della Protezione Civile, con la consueta conferenza stampa del governatore Zaia con tutti gli aggiornamenti sul coronavirus. Questa notte, lasciando un attimo l'emergenza Covid, ma parlando di cronaca, si sono vissuti attimi di paura al Lido di Venezia per un incendio che ha completamente distrutto un autobus ACTV. Dovremmo avere in collegamento il nostro Lorenzo Maier per tutti gli aggiornamenti, per capire che cosa esattamente sia accaduto. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Francesca, buongiorno allo studio e a tutti i nostri telespettatori. Ecco, che cosa dovremmo avere anche le immagini che tu ci hai girato di quanto accaduto questa notte al Lido di Venezia. Un autobus è andato in fiamme, hai capito che cosa effettivamente sia accaduto, se ci sia una pista dolosa o se sia accaduto qualcos'altro? Allora sì, con tutta probabilità si è trattato di un colpo, anche se le indagini sono in corso, ma le immagini, insomma le scene che abbiamo visto questa mattina sono state davvero significative. Dunque in piazzale Santa Maria Elisabetta, quindi in pieno centro dell'isola, dove ci sono anche gli imbarcaderi della CTV, erano circa mezzanotte e 18 quando l'autista che doveva fare la corsa della linea N diretta per Pellestrina, dunque in partenza appunto dal centro di Santa Maria Elisabetta, è sceso dall'autobus per bere un caffè alle macchinette e anche per verificare che il motobattello arrivasse, perché ovviamente c'era coincidenza tra la linea d'acqua e la linea di terra. Pochissimi minuti e all'interno del veicolo, un veicolo nuovo acquistato nel 2018, un autobus Mercedes, sono divampate le fiamme. Davvero l'autobus questa mattina intorno alle 8 si vedeva era completamente distrutto, completamente scarnificato, non è rimasto nulla del veicolo e quindi si può parlare assolutamente di uno scampato pericolo, perché non c'era nessuno a bordo, ma ricordiamo che l'autista in turno è sceso pochi minuti prima che divampassero le fiamme. Le fiamme sono divampate non dalla parte del motore, ma dalla parte della guida, dell'abitacolo di guida, quindi nella parte anteriore del veicolo, mentre il motore si trova nella parte posteriore. I vigili del fuoco sono stati immediatamente allertati, ma se avete visto un po' le immagini si capisce quanto le fiamme hanno agito con grande violenza e voracità, distruggendo tutto l'autobus in meno di 10 minuti. Se ci fosse stato qualcuno a bordo, ovviamente purtroppo il bilancio sarebbe stato molto pesante, perché le fiamme si sono propagate veramente in un attimo. Questa mattina è intervenuto sul posto anche il sindaco Luigi Brugnaro, insieme ai vigili del fuoco, insieme a tutte le autorità competenti, perché l'autobus verrà portato in un centro specializzato Mercedes, anche per valutare un'eventuale perizia e poi capire cosa si potrà fare, anche se questo veicolo ovviamente non sarà mai più utilizzabile perché è stato completamente distrutto dalle fiamme, però è chiaro che non si esclude che anche il comune e l'azienda di trasporti pubblico CTV si possa rivalere con la casa automobilistica, perché appunto è un autobus nuovo, un autobus appena acquistato che lo diciamo per chiarezza, nulla ha a che vedere con gli autobus elettrici che dovrebbero entrare in servizio tra qualche mese, però un veicolo quindi a benzina normale ma appena acquistato. Tra l'altro le fiamme hanno bruciato completamente anche la pensilina e si può parlare davvero di un miracolo per il fatto che non siano arrivate all'edicola vicina, perché proprio lì di fronte c'è un'edicola, per fortuna l'autobus era sportato di qualche metro,
per cui non appena i vigili si sono precipitati sul posto hanno potuto spegnere le fiamme senza nessun ferito, senza nessun problema, a parte, come abbiamo detto, i danni veramente ingenti. Ecco, ha fatto molto discutere perché ovviamente poi il giorno dopo ci sono le piste, le teorie di tutti, che ognuno giustamente vuol dire la sua, chissà cosa sarebbe potuto succedere se ci fosse stato un impianto antincendio più funzionante, e questi sono tutti i dettagli che ovviamente spetterà alla magistratura e alla perizia dei vigili del fuoco dover stabilire. Comunque davvero uno scampato pericolo. Poi la corsa è stata fatta regolarmente con un altro autobus, è partita ovviamente con qualche minuto di ritardo, ma è stato allettato il personale di riserva, che quindi ha potuto portare i pendolari regolarmente fino a Pellestrina, a parte qualche inevitabile minuto di ritardo. E era sul posto questa mattina, oltre al sindaco Luigi Brugnaro, all'ingegner Simone Agrondi, che lo ha accompagnato, il prosindaco del Lido Paolo Romoli e l'amministratore delegato del gruppo AUM Giovanni Seno, proprio perché par di capire che l'azienda avvierà una pesante causa alla Mercedes per questo danno. Grazie Lorenzo Maier. Posso darti se vuoi anche un'altra notizia che possiamo dare in anteprima ai nostri telespettatori di Media Nord-Est. Dunque il sindaco, dopo essersi recato appunto in piazzale, è stato anche al Blue Moon, la spiaggia che è gestita da una società a maggioranza comunale, e l'intenzione del comune, che ci saranno gli esterni, nel senso se verrà dato via libera, se si confermerà il caso della cura dei contagi eccetera, il comune è al lavoro per predisporre alcune ordinanze affinché al Blue Moon, in questa parte di spiaggia, si possa aprire la stagione già dal 4 maggio. Quindi questa mi sembra una notizia. Ma hanno spiegato eventualmente con che modalità? Si sta discutendo tanto di come sarà possibile accedere alle spiagge, ricordiamo quel progetto di quelle sorta di cabine in plexiglass intorno agli ombrelloni, si parla di accessi su prenotazione. C'è già un'idea di eventualmente come potrà essere o al momento è ancora tutto sulla carta, Lorenzo? Allora il sindaco è stato proprio sul posto con i responsabili di Venezia Spiagge, proprio perché, da come mi hanno detto, perché ovviamente il sopralluogo è stato senza a porte chiuse, insomma solo per gli addetti ai lavori, si stanno studiando delle ordinanze apposite, perché la parola d'ordine ovviamente del sindaco è quella di prevedere un accesso in piena sicurezza delle spiagge del Lido. Mi ha anticipato che verranno fatte delle ordinanze, che ci saranno ovviamente delle distanze di sicurezza da mantenere, non sarà necessario, questo lo ricordiamo, non sarà necessario, se si riuscisse ad aprire, che i bagnanti vadano al mare con la mascherina, perché anche questa è una cosa che insomma su cui si è discusso, come si fa andare ovviamente a prendere il sole con una mascherina, risulterebbe molto complesso, molto particolare, scoraggerebbe anche molto i bagnanti. Un accesso in piena sicurezza con degli ingressi contingentati, si parla anche di misurare ovviamente la temperatura ai bagnanti e di prendere tutta una serie di cautele. Ovviamente sarebbe un'apertura a scaglioni, nel senso verrebbe aperto intanto per quanto riguarda il Blue Moon una parte, per poi capire anche quale sarà e quale sarebbe la risposta da parte della popolazione, ma il segnale che si vuol dare è quello di un'apertura non appena verrà dato un via libera, o comunque saranno allentate le restrizioni. Per questo motivo è stato fatto un sopralluogo già ora per capire in questi giorni come si potrà eventualmente attrezzare la spiaggia per una prima riapertura di prova già dal 4 maggio post-Covid.
Grazie mille, staremo a vedere allora anche gli aggiornamenti. Grazie a Lorenzo Maier, sia per la cronaca sull'incendio all'autobus ACTV al Lido di Venezia, sia anche per questa che è una notizia molto importante, perché sappiamo quanto il fronte turismo pesi sull'economia della regione Veneto. Anche ieri il presidente Zaia è tornato proprio su questo argomento, ricordando come parlando con un consigliere regionale che è impegnato nel settore del turismo alberghiero, abbia detto che al momento solo il 7% dei turisti tedeschi, che sono poi lo zoccolo duro del turismo sulle nostre spiagge, abbia annullato la vacanza estiva in Veneto, quindi una percentuale molto bassa, che fa pensare a come sia possibile, forse con tutte le precauzioni che saranno necessarie e naturalmente sempre osservando l'andamento della curva dell'epidemia, salvare almeno in parte la stagione turistica in Veneto. E appunto questo sopralluogo del sindaco Brugnaro sulla spiaggia del Lido di Venezia è un ulteriore tassello su questo puzzle del turismo che rappresenta al momento una grande incognita. Si dovrà appunto studiare in che modalità e soprattutto far ritornare in spiaggia dopo il 4 maggio. Staremo a vedere quanto sarà fattibile e con che modalità verrà studiata questa ordinanza di cui ci ha parlato il collega Lorenzo Maier. Tornando sempre alla cronaca di questi giorni, vorrei farvi rivedere questa foto, se la regia mi aiuta, ed è la foto eccola qua di Diego Grossi, il pensionato di 85 anni, scomparso ieri in tarda mattinata dopo aver fatto una passeggiata tra le vie limitrofe alla sua abitazione a Castelfranco Veneto. Da ieri mattina non si hanno più notizie di Diego Grossi, 85 anni, scomparso appunto da Castelfranco Veneto. Si stanno occupando delle indagini i carabinieri di Castelfranco, che appunto hanno chiesto di far rivedere la foto, di lanciare nuovamente un appello a chiunque possa averlo incontrato di mettersi subito in contatto con il comando dei carabinieri di Castelfranco per dare tutte le notizie a riguardo, perché c'è grande preoccupazione per la vita di questo signore. Lo ripetiamo, Diego Grossi, scomparso nella tarda mattinata di ieri da Castelfranco. Chi ha notizie si metta in contatto con i carabinieri di Castelfranco. Tornando all'emergenza coronavirus, prima il senatore Ferrazzi ha parlato delle scuse della von der Leyen, scusate, ed ecco appunto proprio sulla pagina della Repubblica la Presidente della Commissione europea ammette anche in un discorso in Parlamento che molti paesi non c'erano nel momento del bisogno, e quindi dice è vero che molti erano assenti quando all'inizio della pandemia l'Italia ha avuto bisogno di aiuto, ed è vero, l'Unione ora deve presentare una scusa sentita all'Italia e lo fa, ma le scuse valgono solo se si cambia comportamento. Ci è voluto molto tempo perché tutti capissero che dobbiamo proteggerci a vicenda, ma ora l'Unione Europea è il cuore pulsante della solidarietà, è in piedi per aiutare chi ha bisogno. E queste dunque le parole pronunciate in un luogo solenne, dice l'articolo, ovvero nell'aula del Parlamento europeo da Ursula von der Leyen. Quindi vedremo se poi a queste scuse faranno anche seguito delle azioni concrete, che poi sono quelle che sono fondamentali in questo momento per dare ossigeno all'economia ad un paese come quello dell'Italia che deve assolutamente ripartire, ma serve anche benzina per far ripartire questo motore. Intanto nella fase 2 io ogni tanto butto un occhio allo schermo per vedere com'è la situazione nella sede nella sala stampa dell'unità di crisi della protezione civile di Marghera, dove tra pochissimo arriverà il governatore Zaia insieme anche all'assessore Lanzarin e all'assessore Bottacin, che dall'inizio dell'epidemia stanno seguendo da vicino l'evolversi della situazione. Per quanto riguarda la fase 2, ricordiamo che sin dall'inizio tutte le celebrazioni liturgiche nelle chiese sono state sospese perché non c'erano le condizioni per garantire la sicurezza. Le nostre emittenti, il gruppo Media Nord-Est, sin dall'inizio sono venuti incontro ai fedeli mandando in diretta le celebrazioni officiate dal Patriarca di Venezia e quelle dal Duomo di Treviso, ma anche da altre parrocchie venete, proprio per cercare di ridurre quella distanza che si è creata a causa dell'emergenza. Ebbene,
messe con volontari che garantiscano le distanze funerali, battesimi e matrimoni con la presenza dei familiari stretti, qualche incontro di comunità facendo uso dei dispositivi di protezione. La CEI ha pronto un pacchetto dei dispositivi di protezione, ha pronto un pacchetto di proposte che verrà illustrato questa mattina al governo. Con tutta l'attenzione richiesta dall'emergenza dobbiamo tornare ad abitare la Chiesa, il Paese ne ha profondo bisogno, c'è una domanda enorme e rispondere significa dare un contributo alla coesione sociale, è quanto ha detto all'ANSA il sottosegretario CEI Don Ivan Maffeis. Quindi anche la Chiesa sta naturalmente studiando una fase 2 per una ripartenza che deve però come sempre tener conto di quelle che sono le necessarie misure di sicurezza perché vengano appunto garantite in caso di funzioni, di celebrazioni e quant'altro. Stiamo aspettando appunto il governatore Zaia. Sul fronte sanitario invece si discute anche gli scienziati discutono della ripartenza che deve passare attraverso anche quelle che sono dei punti saldi, ovvero le terapie per il coronavirus e anche il vaccino. Con il vaccino anti-Covid sconfiggeremo questo virus. Visti i danni che ha creato, non ho dubbi sul fatto che un vaccino del genere debba essere obbligatorio. Lo ha affermato il vice ministro alla salute Pierpaolo Sileri. Una volta che saranno garantite efficacia e sicurezza del vaccino, ha detto il sottosegretario, dovremo avere una copertura tale per non far più contagiare nessuno. Questo anche alla luce del fatto che se dovesse comunque man mano esaurirsi nel corso dei prossimi mesi, c'è una grande probabilità che il virus torni a ripresentarsi in autunno. Naturalmente sappiamo che il vaccino in questi giorni è in fase di sperimentazione, una sperimentazione che vede vicine l'università inglese e scienziati italiani. Certo è che non sarà così semplice e immediata poi la copertura vaccinale per un'intera popolazione. Se la sperimentazione sull'uomo dovesse andare bene, si andranno intanto a vaccinare, a raggiungere le categorie più a rischio, quindi le categorie sanitarie e poi le forze dell'ordine, e poi si dovrà vedere quella che è poi una copertura più di massa, ma certo questo richiederà risorse innanzitutto e poi tempistiche più lunghe. E poi c'è un'altra notizia che sicuramente farà discutere ed è le persone che hanno contratto il Covid-19 possono cominciare a emettere particelle del virus e quindi essere contagiosi già da 2 a 3 giorni prima di manifestare i sintomi della malattia, ovvero essere contagiosi quindi senza però essere sintomatici. Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista Nature Medicine e condotta dall'Università di Hong Kong. I ricercatori coordinati da Eric Lau ritengono che le misure di controllo dovrebbero essere calibrate tenendo conto di una considerevole trasmissione asintomatica. Questo appunto degli asintomatici è un po' quel punto che già il professor Crisanti aveva diverse settimane fa evidenziato, dicendo che era proprio preoccupato da questo, dalla presenza di tanti positivi asintomatici, ed ecco che l'operazione dei tamponi e poi dei test rapidi va proprio in questa direzione, ovvero individuare quei positivi asintomatici che senza saperlo possono diventare, passateci il termine forte, untori involontari e quindi contagiare molte persone. Va proprio in quest'ottica, quindi questo studio va proprio a supportare quella che è stata l'obiettivo che si intende raggiungere con l'operazione dei tamponi, dei test rapidi e poi anche i test sierologici che ricordiamo stanno portando avanti le università di Padova e Verona. E naturalmente appunto ci sono vari aspetti che andranno tenuti in considerazione in questi giorni, in queste ore. Ieri c'è stato il primo consiglio comunale online nella storia del comune di Treviso, un evento storico che sicuramente entrerà negli annali dell'amministrazione comunale trevigiana, ed è stato anche un momento molto importante perché c'è stata l'approvazione del bilancio con importanti novità che ci ha raccontato ieri in diretta durante l'ultima parte della nostra edizione straordinaria il sindaco di Treviso Mario Conte. Sentiamo le sue parole.
Noi oggi avevamo un appuntamento importante con l'approvazione del bilancio consuntivo e quindi ci consente anche di svincolare 5 milioni di euro di quell'avanzo che avevamo deciso di destinare appunto all'emergenza coronavirus. Quindi da oggi abbiamo anche uno strumento in più economico per aiutare le famiglie e capiremo in base anche agli aiuti che arriveranno dallo Stato, dalla Regione, dall'Unione Europea, poi come destinare questi fondi. Però è giusto che i cittadini sappiano che l'amministrazione comunale ha lavorato e sta lavorando proprio per garantire la ripartenza della città e della comunità stessa. Lei ha dato qualche numero, ha dato sicuramente un numero importante che è quello della gestione dei buoni spesa. Come sta andando? Quante domande sono arrivate? Sono arrivate 2.400 domande, molte di queste sono sbagliate perché arrivano da fuori comune oppure non hanno i requisiti, perché ricordo che i buoni spesa sono su iniziativa del governo, hanno stanziato 450.000 euro al comune di Treviso per far fronte alle difficoltà economiche da coronavirus, quindi per aiutare quei nuclei familiari che non sono già seguiti dai servizi sociali, ma che sono entrati in difficoltà a causa della chiusura dell'attività, della sospensione del lavoro e del momento particolare che la nostra comunità sta vivendo. Però un numero di domande importante. C'è da dire che noi siamo tra i primi comuni che hanno cominciato a erogare, proprio a consegnare fisicamente i buoni, perché è già da più di una settimana che li stiamo consegnando e nei prossimi giorni completeremo la consegna. Ecco, lei prima ha parlato appunto di questi 5 milioni, avete idea come potranno andare insomma, a lavorare, come potranno andare ad intervenire sulla cittadinanza in concomitanza con questi buoni spesa? Avete già un'idea di dove potranno essere destinati? Ora c'è talmente delibera immagino approvata all'unanimità. E in realtà le opposizioni si sono astenute, però poi nelle dichiarazioni hanno dichiarato che sono a favore di questo fondo. Mi sarei aspettato unanimità, però vabbè. Perché non è arrivata secondo lei? Non so, forse per questioni politiche. Nella logica. Però voglio dire, non importa, comunque è stato lo stesso un messaggio importante. Noi avevamo chiesto la disponibilità di anticipare i tempi appunto per svincolare questi fondi. Adesso non dobbiamo avere la fretta di spenderli male, cioè nel senso che dobbiamo far rete con la Regione, con lo Stato, con l'Unione Europea, in modo da destinare questi soldi a chi o rimane escluso dagli aiuti o non viene aiutato tanto quanto basta. Quindi sappiamo che abbiamo questo tesoretto, staremo veloci per individuare le fasce di cittadinanza che ne hanno bisogno, però dobbiamo anche attendere di capire come interverrà lo Stato, perché dai 600 euro che poi diventeranno 800, ma sono sicuro che arriveranno anche altri tipi di aiuti alle famiglie, alle imprese, al commercio, al turismo e alle scuole paritarie, agli affittuari, cioè mai come questa volta tutti hanno bisogno di essere sostenuti. Quindi noi abbiamo messo da parte questo tesoretto e adesso già nei prossimi giorni cominceremo a progettare come investire nel migliore dei modi questi soldi, perché l'aiuto puntuale rischia di essere fine a se stesso, nel senso che se io vi aiuto un cittadino che è sacrosanto a pagare una bolletta, il mese dopo poi gliene arriva un'altra e il mese dopo gliene arriva un'altra ancora. Quindi dobbiamo fare in modo che questo nostro aiuto sia strutturale e abbia efficacia nel tempo. Queste dunque le misure e come si sta muovendo il Comune di Treviso per sostenere i propri cittadini. Avete sentito insomma questa approvazione di bilancio con questi 5 milioni di euro che verranno adesso investiti, e comunque si studierà su come metterli a disposizione laddove vi sia maggior bisogno. Stiamo aspettando, dovrebbe arrivare a minuti il governatore Zaia con tutti gli aggiornamenti. Tra l'altro appunto l'assessore Lanzarin probabilmente darà anche i dati aggiornati sui tamponi, i controlli nelle case di riposo del Veneto e poi anche sui controlli Spisal per valutare insomma se nelle aziende vengono rispettate tutte le misure di sicurezza fondamentali in questo momento di ripartenza, e lo saranno anche nei prossimi mesi per garantire la sicurezza dei lavoratori.
Ci sono varie notizie per quanto riguarda i provvedimenti appunto dal punto di vista economico. Lo aveva detto appunto prima il senatore Ferrazzi, che avevamo in collegamento prima via Skype, che stava partecipando appunto ai lavori con il ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova, che aveva illustrato le azioni portate avanti per affrontare la crisi nel settore agricolo, che lo ricordiamo è un settore che sta risentendo pesantemente di questo lockdown, di questo stop. Ebbene, garantire la filiera alimentare è una priorità europea. Nessun agricoltore, allevatore o pescatore dovranno smettere il proprio lavoro, nemmeno chi lavora nella filiera alimentare, né un ristoratore, un trasportatore, un magazziniere o un commesso, è quanto ha detto il ministro Bellanova. Ma vedo che è arrivato il governatore Zaia, quindi andiamo a Marghera con tutte le novità. Ragazzi, buongiorno a tutti, ai presenti e ai collegati. Avete visto che c'è una novità qui? Sapete cos'è questa? L'incubatrice. È l'incubatrice, sono arrivate le uova di Damiano e quindi ci hanno anche donato l'incubatrice e peraltro devo dire, poi ve lo dirò, abbiamo scoperto che ci sono anche altri bambini che si occupano, hanno questa passione di mettere in cova le uova e quindi fare i pulcini. C'è chi addirittura si è fatto l'incubatrice in casa con la scatola di scarpe, per cui poi magari li salutiamo. Allora, per andare subito nel vivo e far veloci e salutare tutti quelli che sono a casa, che come dice qualcuno pranzano con noi, quindi buon appetito a tutti. E il totale di tamponi 222.000. Questa mattina ho parlato con il professor Crisanti, insomma la macchina va, prof, anche bei progetti di altre sperimentazioni e poi nel tempo vi daremo informazioni. 13.902 persone in isolamento, come vedete si sta abbassando il numero delle persone in isolamento. 14.990 persone sono positive. Vi vorrei dire che rispetto ai positivi, poi vedete che abbiamo dei numeri in calo, però è pur vero, ne parlavamo prima con l'assessore Lazzarin, è pur vero che abbiamo notizia di almeno un centinaio di persone al giorno che si recano presso i medici di base piuttosto che ai PS con positività, cioè con sintomi. Quindi questo per dire che al di là di questi dati che sono assolutamente incoraggianti, c'è anche da dire però che è bene tenere presente che il virus continua ad esserci e continua a dare sintomi e a creare ovviamente preoccupazione. I ricoverati sono 1.597, sono 15 in meno rispetto a ieri, sono 1.600 persone, le terapie intensive continuano a scendere, siamo a 209 terapie intensive, sono 5 in meno rispetto a ieri sera. I dimessi sono quasi 1.900 persone ormai. I morti in ospedale purtroppo 851. Mai avrei pensato di affrontare una tragedia che ci avesse portato a una contabilità come questa. I nati sono 89. Due brevi considerazioni su questi dati. La direzione è presa, è una direzione che ci fa ben pensare e sperare. Stiamo già predisponendo, ve lo devo dire, diciamo, l'abbassamento del livello di guardia su alcuni ospedali, diciamo non i Covid center, ma ospedali che comunque avevano anche Covid, li riportiamo alla normalità da subito, nel senso che cominciamo a fare in modo che gli eventuali Covid vadano al Covid center. Sul fronte tamponi stiamo implementando, sembra quasi un controsenso, no? Stiamo implementando la capacità di tamponi con un trend, diciamo, dell'infezione che dà numeri in calo. Lo facciamo in maniera assolutamente cosciente, prudenziale e sapendo anche che la storia di questa infezione dà in tutti i paesi dei fenomeni di recrudescenza, quindi di reinfezione. Quindi per questo risulta fondamentale rispettare le regole e quella basilare è quella della mascherina. Ve lo dico perché, e ricordo sempre a tutti, che
che ormai lo possiamo dire dal punto di vista anche statistico, i dati sono ufficiali, i nostri medici al fronte, che sono circa 10.000 medici della sanità, vi parlo proprio di chi ha curato i Covid, i pazienti coronavirus, hanno avuto positività per l'1,3%, il che ci dice che l'uso del dispositivo, cioè l'uso della mascherina, è stato strategico. Questa è la comune mascherina chirurgica. Lo dico ai tanti cittadini che chiedono informazioni. Questa sarà la mascherina che conosceremo sempre di più. A due lati bisogna mettere il naso dalla parte che ha la formina e quindi ha il ferro, quello che è. La mascherina va indossata così, no, è quasi un tutorial. Lo dico perché così non serve, c'è gente che gira per strada così, vuol dire cacciatori di virus, e non serve neanche così. Chiaro? Così non serve a niente, così meno ancora, serve solo così, deve essere coperta naso e bocca. Perdonatemi, non è che vogliamo fare la figura di sapientini, però è pur vero che è come girare con il casco in moto con il sottogola slacciato. Se cadi ti spacchi la testa. La mascherina va indossata così, e la mascherina non è un'incombenza di quel pazzo di Zaia che ha fatto l'ordinanza o di quei 4 pazzi che comunque se la mettono. La mascherina salva la vita. Inutile piangere poi perché ti tocca essere ricoverato, sottoporti a cure o magari vedi qualche familiare che sta male. La mascherina salva la vita. Quindi l'invito a tutti di portare la mascherina in questa maniera, se non c'è ancora una mascherina di coprirsi naso e bocca, ma tutte le 2 cavità, naso e bocca, devono essere coperte perché sono le vie di ingresso del virus. Poi minimalmente anche tramite la congiuntiva oculare, però qui perché entri bisogna che qualcuno abbia le mani sporche, si pulisca gli occhi, faccia queste robe qua. Io mi sono disinfettato prima di venire giù. Scusatemi se insisto su questo, ma noi siamo preoccupati perché per noi è anche un investimento pensare di avere meno cittadini che hanno bisogno delle cure. È un fatto sociale, è un fatto etico, e quindi la mascherina è fondamentale per tutti, bambini, adulti, anziani, per tutti. E la si porta, ci arrivano un sacco di richieste, qualcuno dice: ma perché si parla della mascherina? Perché ci arrivano un sacco di richieste. La mascherina non la si usa in casa, se qualcuno decide di non usarla in casa non la usa, è una scelta sua, perché nel nucleo familiare si ipotizza che ormai si sia creata una comunità e quindi solida anche dal punto di vista epidemiologico, ma la si deve utilizzare ogni volta che si esce dal confine di casa e c'è la minima possibilità di incrociare qualcuno. Lo dico perché vedo tante persone che camminano magari lungo i marciapiedi delle città piuttosto che dei paesi e le vedo con la mascherina messa alla gola. Io capisco che dà fastidio, ma bisogna abituarsi a tenere la mascherina alzata. Grazie. Vi dico anche che c'è una bella notizia oggi che verrà pubblicata su una rivista ufficiale del mondo scientifico che è New England Journal of Medicine. È una notizia che insomma ci rende orgogliosi perché la Fondazione per la ricerca biomedica avanzata e l'Istituto Veneto di Medicina Molecolare, in stretta collaborazione con l'Università di Padova e poi direi anche la Regione, in virtù di una intuizione che ha avuto il professor Pagano, no? Il professor Pagano ha visto i dati dei malati Covid. Voi sapete che i morti, anzi i malati Covid divisi per sesso ci dicono che c'è quasi un doppio di maschi rispetto alle donne e di maschi rispetto alle donne, e l'intuizione è stata perché c'è una proteina, quindi un enzima che è il veicolo per infettare le cellule. Io ve lo dico in maniera molto semplice così la capiscono tutti. La cellula ha il coronavirus, utilizza questo carrier, no? Questo vettore, l'enzima, per entrare nelle cellule infettate, che è lo stesso enzima che viene inibito dai farmaci
contro il tumore alla prostata, i farmaci che si utilizzano per la terapia del tumore alla prostata, e si è vista una seria correlazione tra i trattati da cancro alla prostata con questo farmaco che inibisce ovviamente questo enzima e la malattia, cioè chi è stato trattato con questo farmaco, ve la dico in maniera molto semplice, in teoria non ha avuto problemi col coronavirus, perché sia il tumore alla prostata che il coronavirus utilizzano tutti e due lo stesso mezzo di trasporto, questo enzima. E allora, siccome per il cancro alla prostata si usa un farmaco per fermare il mezzo di trasporto, qualcuno ha detto, il professor Pagano ha detto, mettiamo insieme i dati. Noi abbiamo dato disponibilità come regione e sono stati valutati 130 pazienti e c'è già una pubblicazione in corso e direi che questa rischia di essere veramente la chiave di volta, o quantomeno una delle più importanti chiavi di volta, perché se sarà confermato fino in fondo, lo è già in questo studio preliminare fatto, che c'è questa correlazione, sappiamo già che c'è un farmaco che inibisce un enzima che potrebbe inibire anche il coronavirus. Guardate che ve la dico così, a Marghera, Veneto, Italia, ma rischia di essere veramente la chiave di volta. Quindi il professor Pagano vanno i miei complimenti ovviamente alla Fondazione per la Ricerca Biomedica, a Giustina Destro che fra l'altro ha coordinato un po' tutta questa attività e a tutti quelli che hanno lavorato. Io spero che, auguro loro di far fortuna, perché sarebbe la fortuna della sanità e della salute dei cittadini, oltre che una bella figura per il Veneto. Quanto alle donazioni, e poi passo alle domande, tanto ringraziamo Damiano per le uova che sono arrivate, ci ha dato 20 uova, ci vorrà quasi un mese per la schiusa delle uova e ci sono 3 razze di galline, insomma di polli, e quindi vedremo anche cosa nasce. Ho incaricato qua Federico, dove è andato Federico? Federico a sovrintendere che si è letto tutte le istruzioni, le pagine di istruzioni che ci ha dato Damiano, e che ringrazio perché mi ha mandato anche 6 uova per mangiare, e quindi lo ringrazio, e sono uova di campo perché sono anche sporche da schitti, quindi sono perfette, queste sono uova genuine, e quindi grazie. Siamo arrivati a 52.259.963, quindi 52.260.000 euro per farla tonda. 52.260.000 euro. Sono le donazioni, donazioni importanti. Ringrazio tutti quelli che stanno donando, ne cito qualcuno random, e guardate, io ho richieste ne cito ogni tanto qualcuno. L'Associazione Carabinieri di San Polo di Piave, Roberto Doro, presidente del gruppo volontari Associazione Nazionale Carabinieri, hanno versato 5.000 euro, ci hanno scritto ieri. Ringrazio sempre, poi c'è una bambina che scrive, ci fa una bella lettera, Aurora Lovisetto, e poi assieme al fratello Luca Lovisetto fa una bella lettera, e ha versato 400 euro, anche loro ovviamente rinunciando a regali e altre cose. E poi voglio ricordare che ho scoperto che abbiamo un popolo di allevatori tra gli 8 e i 12 anni, cioè non c'è solo Damiano che si occupa di far nascere i pulcini, ma ne cito uno tra tanti che mi ha scritto, mi ha mandato foto di allevamenti fatti in appartamento dappertutto. E questo c'è un ragazzo che si chiama, un bambino che si chiama Edoardo, e si è fatto l'incubatrice, cito solo questo, con una scatola di scarpe, l'ha rivestita di carta stagnola, ci ha messo un bicchiere d'acqua, è riuscito, aveva 3 uova e gli è andata bene con un uovo, e quindi è nato il pulcino. Mi ha mandato anche le foto prima della schiusa, durante la schiusa, l'asciugamento della piuma del pulcino, quindi facciamo i complimenti anche ad Edoardo. Abbiamo intenzione di raccoglierle tutte queste storie perché sono veramente belle. E vi mando un video perché è giusto, dura 2 minuti, però è la volontà di ringraziare il donatore dei 30.000 euro dell'uovo.
è un cittadino macedone che si è integrato in Veneto, ha una bella azienda e si è aggiudicato l'uovo, quindi adesso vi facciamo vedere anche il video. Grazie. Allora, signor Samsi, lei si è aggiudicato l'uovo che è stato messo in asta al Presidente della Regione Veneto. Come è venuto a sapere di quest'asta? Ma questo molto semplice, una sera che stavamo guardando la conferenza stampa di Presidente del Casano con mia figlia che ha 5 anni, ha visto l'uovo gigante, no? Allora mi ha chiesto di comprare, perché lei giustamente essendo piccola non si rende conto della situazione che viviamo oggi. Io già avevo in mente di fare una donazione, come non è la prima donazione che facciamo con gli ultimi catastrofi che sono successi nel Veneto. E allora a questo punto ho pensato di comprare l'uovo. Cosa ne farà di questo uovo? Lo donerà a sua figlia? Ma questo uovo qua penso di sì, perché lei mi ha scritto di comprare, donerò a lei e speriamo che venga fuori una bella sorpresa da dentro l'uovo. Ha dovuto combattere per giudicarsi l'asta oppure è stata la sua? No, assolutamente, io nella verità non sapevo neanche quanto, a che cifra sono arrivati con l'asta. Cioè io ho fatto la mia proposta, questi erano i soldi che volevo donare, i 30.000, ho fatto direttamente 30.000 euro. Vuole dare un messaggio, lei oltretutto è a metà tra due nazionalità diverse, quella macedone e quella italiana, lei è italiano, ma c'è un messaggio che vuole dare a tutti gli italiani? Ma io quello che vorrei dire, prima di tutto vorrei ringraziare tutta l'Italia, dopodiché tutta la Regione Veneto e gli egiziani, che mi hanno accolto come loro fratello negli anni 90, quando io sono arrivato la prima volta in Italia. Non mi sono mai sentito uno straniero, mi sono sempre sentito un italiano del mondo e mi hanno aiutato tantissimo, ci hanno creduto in me. Per questo voglio ringraziare tutti e questo è una cosa che mi sono sentito il dovere di ricambiare quello che hanno fatto loro per me. Questo uovo può essere il simbolo di una speranza che prenderà vita in futuro? Ma io penso di sì, perché noi dico noi italiani, perché mi sento italiano, siamo forti, viviamo su un bellissimo paese e penso che questo sarà una lezione per un piccolo periodo che dopo riprenderemo più forti. E quello che vorrei dire che non dobbiamo perdere la speranza e la voglia di ritornare alla normalità e siamo sicuri che ritorneremo alla normalità e ripartiamo da zero, con una pagina bianca. Merita proprio un applauso, non solo per l'uovo, perché poi è bene ricordare che molti cittadini hanno offerto ognuno in base alle sue disponibilità, ma anche soprattutto per le belle parole. Avrò modo poi di stringere la mano al signor Munir Samsi. E grazie per la donazione, i 30.000 euro, e poi diremo ovviamente a chi donarli, visto e considerato che ci eravamo impegnati il giorno di Pasqua di dire li dedicheremo a una realtà caritatevole, una realtà che comunque si occupa delle persone che vivono in difficoltà o hanno delle difficoltà, adesso staremo a capire. Faremo fare direttamente il versamento a lui in maniera tale che non ci siano neanche tanti passaggi di mano. Poi l'uovo verrà consegnato, magari prendiamo anche contatti per consegnare l'uovo, perché sennò arriva a Ferragosto tra un po'. Ha parlato di speranza, ha parlato di partire da zero, che è la volontà di scrivere una pagina nuova. Torneremo alla normalità, questo diciamo sempre, però dobbiamo anche mettersi d'impegno a fare in modo di tornarci velocemente. Io avrei finito, se avete domande. Sì, Presidente, prego.
Ciao. Dunque, intanto oggi si attenderanno i dati sullo Spisa, i controlli Spisa. Sì, vedi dall'assessore. La domanda che riguarda proprio, due domande per la verità. La prima riguarda le donazioni. Questa somma raggiunta provvisoria, che mi sembra una somma molto importante, insomma, dobbiamo crescere ancora. Ecco. È una somma complessiva di tutte le donazioni, mi spiego. Sì. Sappiamo che per esempio tanti hanno donato agli ospedali, alle ULS, è una somma complessiva. Ve lo dico subito, sono esattamente 26 milioni e qualcosa alla Regione, al conto della Regione con 33.413 versamenti. Poi vi do lo specchietto. Alle ULS 13 milioni, 970, Banca Intesa 6 milioni e mezzo e poi importi non versati sono 1.330.000 che sono quelli che ancora devono arrivare ma ci hanno già promesso, e poi sono le donazioni che sono 4.221.000 euro di donazioni di materiale donato. In totale il materiale donato più ULS e Regione, per capirci, per far sintesi, sono 52.260.000 euro. L'altra domanda riguardava invece gli ospedali a cui avevi accennato, cioè dicevi che per gli ospedali non Covid, per capirci. Si va in dismissione, si dice che nelle terapie intensive che ci sono si dedicano solo ed esclusivamente all'attività ospedaliera classica, canonica, e il Covid cerchiamo di concentrarlo sempre di più anche per un tema di operatori e di specializzazione. Sarà anche una concentrazione di malati? Sì. Quindi i malati che diciamo sono i malati. Non li spostiamo, man mano che vengono ricoverati, eventualmente, ma speriamo di no, andranno verso le direzioni del centro specializzato. E che tempi si prevedono per questo? Diciamo che è in progress, nel senso che ormai gli ospedali sanno che, non so, l'ospedale di Conegliano, cito uno che è quello della mia città, sa che il Covid Center è Vittorio Veneto, e quindi se c'è una persona da ricoverare con quelle caratteristiche andrà direttamente a Vittorio Veneto, invece prima tamponavamo un po' con tutti gli ospedali. Prego. Due domande. Una è che analizzando i dati si evidenzia quasi un numero che va controcorrente, cioè questa notte nelle ultime 24 ore sono stati 41 morti, che è il massimo di tutto il periodo. Sulle case di riposo. Gran parte nelle case di riposo, quindi dopo probabilmente ci darete i dati definitivi. Sì, lo fa l'assessore. Sì. E un'altra domanda che mi viene. Allora, è nata una polemica tra la richiesta della Lombardia di aprire già da adesso, da maggio, insomma, dai primi di maggio, l'attività economica. Non c'è bisogno di conciliare i movimenti un po' di tutti, perché i numeri sono assolutamente diversi tra Veneto e Lombardia, c'è un rischio, e siamo confinati, per cui c'è un rischio cioè lei intravede un rischio di ulteriore, diciamo così, espansione se di là aprono e in una maniera più forte l'attività economica. Ma guardate, il tema è presto detto, che ogni sanità ha una storia a sé. Dopodiché io immagino che del 4 maggio dovremmo essere tutti pronti con dispositivi, regole e ovviamente negoziate col mondo delle parti sociali e del mondo dei datori di lavoro per aprire. A me risulta insomma che questo lavoro si stia facendo a livello nazionale con questa prospettiva. Non escludo che alcune attività potrebbero anche essere messe in una griglia di partenza magari anche un po' prima, però immagino che ormai la deadline sia il 4 maggio. Vi leggerò un pezzo, magari domani vi porto un bel pezzo sul 3 maggio, visto che 3 maggio è l'ultimo giorno, e così. Continua la stessa domanda. Allora, abbiamo visto che in Lombardia c'è il 12% dei decessi a livello mondiale. Con numeri simili, ha senso chiedere, capisco che siete due realtà diverse e ognuno chiede quello, però lei si sentirà anche con dei numeri simili a quelli
Ma guardate, la valutazione che fa il Presidente Fontana è legittima anche perché la fa alla luce di tutta una serie di provvedimenti che vuole adottare rispetto alle aperture. Dopo non conosco ovviamente il progetto nello specifico. Considerate una cosa, che al di là delle nostre posizioni poi c'è ad ombrello quello che sarà, diciamo, la dotazione di minima che le parti sociali, il mondo datoriale con il Ministero della Sanità stabiliranno per le riaperture a livello nazionale. Noi da lì potremo solo che, diciamo, brutto termine inasprire, migliorare ulteriormente la tutela della salute rispetto anche a caratteristiche territoriali che magari a livello nazionale non possono essere tutte comprese da uno schema quadro nazionale. Mi fermo qui. Cioè Sì, insisto, cioè, sì. Qui abbiamo... Io capivo che devo fare poi non la faccio e basta. Ma quello che volevo dire... Oggi se torno in casa senza mangiare. No, quello che volevo dire è che i numeri sono talmente diversi, talmente anche c'è un livello di scala proprio di differenza tra qui e le altre regioni. Cioè, non si rischia di mettere a repentaglio quello che è stato fatto. Sì, ma capisco quello che dice. Lei ha sempre detto, Presidente, che prima decidono i medici, cioè i medici, gli scienziati devono... Ma infatti a livello nazionale stanno facendo il protocollo per le aperture, però è pur vero che quando parliamo di aperture è pur vero che ci rivolgiamo a cittadini sani. È una prerogativa questa. Cioè, in teoria, in linea di principio e anche come valore assoluto, stiamo parlando di movimentazione di cittadini sani che, se opportunamente bardati di mascherina, gel, guanti, quello che sia, in teoria dovrebbero aiutarci anche in questa sfida generale. Guardate, oggi il vero tema è decidere se si vuole tenere chiuso tutto e morire nel tempo in attesa che il virus se ne vada, oppure puntare alla convivenza. Guardate che tutte le esperienze, Wuhan compreso, vi farò vedere un giorno, vi proietterò la curva di Wuhan con tutti i provvedimenti, alla fine hanno deciso di convivere e di aprire, perché oltre un certo limite poi non diventa più sostenibile, sempre fatto salvo l'indicazione del mondo scientifico. Adesso sentiremo quali saranno, so per certo che il comitato scientifico ha dato già le indicazioni e quindi vedremo quali saranno le indicazioni che usciranno a livello nazionale. Massimo De Basta, così. Emiliano, anche oggi te che ha fatto la tua. Emiliano, Anna Maria e Filippo di nuovo. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Mi permetta di sottoporle una questione. Vengo a scoprire che, e parlo di attività sportiva all'aria aperta, quindi podismo, che correndo si rischia di incombere nel problema dell'ipossia. Non sono un medico, non lo conoscevo. Con la sentità per bocca, sì. No, già la mascherina rischia di appunto apportare scarsa carenza, insomma, di ossigeno nel sangue. Molti amatori magari non lo sanno. No, lo sanno, svengono. E quindi è un rischio, insomma. È il problema che abbiamo oggi? No, però è un serio rischio che è stato... No, vabbè, guardate, allora, la mascherina va utilizzata, punto. Poi ci vuole sempre buon senso, ragazzi, cioè non... Anche se uno esce con l'amorosa è un'estranea, ma la mascherina a un certo punto se la toglierà, immagino, no? Dai, cioè, stiamo qua a discutere, il podista sa come regolarsi, no? Quindi non ci saranno problemi se ne troviamo in giro senza la mascherina? Ma scusate, la mascherina va utilizzata, punto. Punto. Sì, ho capito, ma allora noi dobbiamo sempre avere una scala di valori. Prima viene la salute dei cittadini. Dopo viene l'allenamento, immagino, no? Addirittura abbiamo chiuso gli stadi, perché allora se la mascherina dà ipossia, e sono d'accordo, cioè vuol dire diminuzione dell'ossigenazione del sangue, quindi uno sviene perché è come se tu respirassi dentro un sacchetto, no? E dopo un po' svieni perché la CO2 ti fa svenire. Allora, se il tema è quello dell'ipossia, è un tema che ovviamente poi ognuno si regolerà, cioè se uno pensa di fare allenamenti estremi, non portare la mascherina perché deve semplicemente allenarsi, secondo me fa un atto irresponsabile, punto. Ma lo dico con rispetto, lo dico da uno che lo dice uno che corre.
Le chiedo scusa, posso molto? Prego. Volevo sapere se abbiamo qualche risultato positivo per quanto riguarda l'ozonoterapia. So che... Stiamo andando avanti anche con quel fronte. Dovete avere pazienza, ovviamente oggi non ho informazioni perché siamo in una fase primordiale, però l'autorizzazione c'è anche per questo tema dell'ozonoterapia, quindi dell'utilizzo dell'O3, che sarebbe appunto questa molecola di ossigeno che è potente e sembra che si usa anche per sanificare e sembra che sia utile. Considerate però che un grande fronte, adesso vedo messaggi che girano su WhatsApp, poi abbiamo un popolo dei premi Nobel, questo l'avevamo capito, solo a Stoccolma non si sono accorti che ce li abbiamo. Allora, qual è il tema? Adesso c'è tutti questi fenomeni che dicono ma non è polmonite interstiziale, è la trombosi, vabbè, benvenuti, i nostri clinici che hanno diritto di essere rispettati lo sanno da un bel pezzo, tanto è vero che stiamo sperimentando l'eparina, stiamo sperimentando gli anticoagulanti, cioè non è che arriva sempre, capito, quello che arriva quando sono stati fatti i fuochi alla sagra e ne spiega come funziona la sagra, o arrivi prima, ti iscrivi a parlare e ce lo dici prima, ma quelli che vengono alla fine a farci il bilancio di quello che si deve fare non ci servono. Tutti facciamo 13 la schedina, no? Se la giocassimo il lunedì. Io a giocare la sabato la schedina. Mi hanno detto che non si gioca più però. Anna Maria? Anche perché non si giocano le partite. Giusto. Presidente, buongiorno. Prego. Domande che arrivano dai nostri telespettatori, a cominciare dalla questione scolastica con il buono scuola, no? Adesso i 500 euro possono essere utilizzati del buono solo per comprare i libri, ma considerata la necessità di utilizzare tablet e computer, non c'è la possibilità di una deroga in tal senso? Ma penso che sia ragionevole, adesso io non conosco la normativa, ma se uno dice in alternativa al libro compro il tablet, forse il libro era la garanzia di avere, come si può dire, la certezza che qualcuno si comprasse qualcosa che doveva leggere. Cioè il tablet apre uno scenario molto diverso, ma la si può assolutamente valutare questo aspetto. Ecco, e poi un'altra domanda sulla questione del settore edilizia, il settore fermo, ci sono prospettive per la ripartenza? Come per tutte le altre imprese, io spero che dal 4, se ci sono i presupposti di natura sanitaria, il mondo scientifico ci dà una mano su questo fronte, o anche prima si possa ripartire con tutto, cioè ci scrivono i barbieri, le parrucchiere, le estetiste, e tutte quelle categorie che hanno attività di rapporti, diciamo, dove la distanza sociale non c'è. Io penso che la messa in sicurezza con la sanificazione, con la mascherina, debba mettere anche loro in condizione di lavorare. La prima osservazione l'hai anticipata, nel senso che ci arrivano forti lamentazioni da parte di barbieri, parrucchieri, abbracciatori che dicono oltre ad essere al verde c'è una marea di abusivi che gira per le messe in pieghe a tagliare Li segnalino alle polizie municipali perché sono da montare. E invece la domanda vera e propria, hai avuto tra ieri e oggi qualche tipo di interlocuzione o con il Presidente del Consiglio? Ma il Ministro Speranza l'ho sentito anche stamattina. Riguardante i criteri della riapertura, non so. No, nel senso che io so per certo che loro stanno definendo la bozza e probabilmente immagino che la base di partenza sia l'accordo del 14 marzo con le forze sociali e il mondo datoriale. Noi abbiamo di fatto completato il nostro master plan per la riapertura, cioè le regole abbiamo voluto scrivere delle regole che siano uguali per tutti e che siano una messa in sicurezza. Le affronteremo domani pomeriggio, l'assessore Lanzarin a una video call con le parti sociali e con il mondo datoriale, insomma col tavolo assieme agli altri assessori, governerà lei questo tavolo e lì proporrà la nostra bozza. Se ci sono ulteriori indicazioni siamo qui per raccoglierle e direi che ci sono già esempi, li avete pubblicati anche voi nei nostri giornali, di aziende virtuose che hanno già iniziato, quelle ad esempio che hanno aperto con i codici o con la deroghe che noi controlliamo, sono aziende che hanno già aperto con dei protocolli loro. Insomma, io ho visto aziende che addirittura hanno l'entrata e l'uscita dai VC, dalle toilette aziendali
dove c'è il nome e cognome di chi entra, l'orario, e ognuno prima di uscire fa la sanificazione con il prodotto da distribuire in tutti i locali. Cioè, direi che è estrema sta roba, cioè, rischiamo proprio di ammalarci di tutto perché non avremo più anticorpi e ce lo avanti così. Insomma, guardate che l'estrema sanificazione poi porta comunque, cioè, si va da un estremo all'altro poi. Telenuovo, giusto? Sì, Telenuovo. Anche le strutture che, eccomi qua, anche le strutture che accolgono i migranti stanno diventando potenziali focolai del virus, abbiamo visto a Verona proprio nelle ultime ore. Avete un piano, un progetto particolare? È quello che abbiamo per tutti i cittadini: tamponi, isolamento, cure, quello che accade per tutti i cittadini. Io avrei qualche domanda. Ti basta? Grazie. Nel senso che il piano di sanità pubblica è uguale per tutti, cioè il Dipartimento di Prevenzione ha fatto un piano che è valido per tutti, cioè abbiamo l'isolamento e il ricovero e poi i contatti, nel senso che se accade in una caserma dove c'è ospitalità, si dà ospitalità a migranti, bisogna verificare tutti i contatti, come è giusto che sia. Cioè. Cominciamo dall'ANSA. La collega Codino dice: lei aveva valutato l'ipotesi di concedere un incentivo ai medici sulla scorta anche di quello che hanno deciso altre regioni. Sì, ma io confermo che vogliamo fare questo, però voglio anche dire ai veneti, tanto io penso che debba essere meritocratico, nel senso che dei 55.000 dipendenti della sanità c'è chi era alle infettive, chi era alle terapie intensive, chi faceva altre attività. Penso che, ma questo è un tema, la meritocrazia, che va discusso con le parti sociali, con i rappresentanti di tutti i lavoratori, no? Detto questo, perché se stiamo parlando di un premio a tutti i dipendenti, se stiamo parlando solo dei medici è un'altra roba. I nostri dipendenti sono 54.000. Dall'altro voglio anche dirvi, siccome vedo che qua c'è tutti che dicono no, perché lì danno 1.000 euro, dall'altra, io vi dico solo che non applicando l'addizionale IRPEF, questo per favore scrivetelo, perché quando c'è da fare, la vittoria ha sempre tanti padri, la sconfitta ne lascia uno solo in mezzo al campo che deve prendersi gli strali di tutti. Il non aver applicato l'addizionale IRPEF e le tasse in questa regione, in particolar modo l'addizionale IRPEF, e lo scandisco bene, ha significato per un medico il cui stipendio medio, dati ufficiali Istat, di 73.445 euro lordi all'anno, mediamente un medico di media posizione ovviamente, non sto parlando del neoassunto, sto parlando di una figura di un cinquantenne ospedaliero che può avere una posizione, insomma quello che è. Non aver applicato in questi 10 anni, sapete cosa ha significato nel non prelevare nella sua busta paga? 4.875 euro. Vuol dire che tutti coloro che hanno l'addizionale IRPEF, cioè tutte le altre regioni, li hanno prelevati questi soldi, e alcuni anche di più, perché dipende che scaglione avevano di addizionale IRPEF. Mi sono fatto fare il conto per poterlo dire, no, perché non posso neanche accettare che qualcuno mi venga a fare la lezione a dire no, ma voi dovete, noi lo vogliamo dare un premio, ma sia chiaro che noi anche in questi anni lo abbiamo dato il premio, 4.875 euro in 10 anni, sono 480 quello che è euro all'anno. Noi è 10 anni che non applichiamo l'addizionale IRPEF, dal 2010. Questo perché è giusto che si sappiano come sono le cose, perché non posso accettare, siccome ho visto qualche commento, che sembra quasi che siamo i meno virtuosi perché sono quelli che ancora non hanno fatto la delibera per il premio, ma il premio noi lo vogliamo dare, sono i nostri eroi. Tutto il personale. Io penso che anche le signore delle pulizie abbiano avuto un merito in questa partita, che forse vengono poco ricordate, di certo non quello delle cure, di certo non il ruolo di altissimo valore scientifico che è quello di curare un cittadino, però sicuramente sono anche loro che hanno rischiato di entrare in un ospedale. Quando vedo che siamo passati da 4.500 accessi in pronto soccorso a 1.200 al giorno, vuol dire che anche noi cittadini ci siamo resi conto di quale sia il pericolo di entrare in un ospedale. Per inciso, vorrei dire ai cittadini, dobbiamo iniziare a ragionare ad un approccio diverso con l'ospedale. Noi abbiamo 68 ospedali in Veneto,
abbiamo circa 2 milioni di accessi a pronto soccorso, ma il consiglio che do io, verificatelo con i medici, l'ospedale è il posto meno indicato rispetto al tema virus, batteri o quant'altro, ma lo si sa, c'è la letteratura scientifica che lo sancisce, solo che una volta pensavamo fosse sì, va bene, ma si scrive tanto per dire. È ovvio che un ambiente confinato, per quanto si sanifichi, per quanto si pulisca, i nostri ospedali sono puliti e sani, è inevitabile che l'esposizione al rischio è più alta che andare in un prato con le margherite in primavera. Allora io dico, se proprio ci devi andare, recati a pronto soccorso, se no io ho visto che per 2 mesi noi siamo al di sotto, praticamente abbiamo 1/3 degli accessi a pronto soccorso e giustamente i cittadini ci vanno chi? Ci vanno i codici rossi, i codici gialli, ma i bianchi sono spariti tutti, i verdi sono pressoché spariti tutti. Allora, lo dico, la preghiera che dico io, fate in modo di andarci il meno possibile. Fate in modo di andarci il meno possibile. Noi adesso con l'assessore Bottacin stiamo facendo anche magazzino di mascherine in modo tale da darle anche agli utenti. Basti pensare che se diamo una mascherina per entrare in ospedale un motivo c'è, però sappiate che la smartellata sul dito fa l'unghia nera, ti pulsa, se riesci a resistere, forse è più un affare resistere che andare a farsi mettere un po' di tintura di odio o qualcosa come si faceva una volta. Adesso passatemi queste banalità e poi non vorrei che come al solito ricevere 50.000 mail sulla smartellata sul dito. Non ho detto che ha rotto la falange, ecco, così nessuno può dire, non ho detto neanche che c'è un'emorragia in corso, che c'è dissanguamento, sto dicendo ci sono dei fatti che ci dimostrano che è igienico non andarci e penso che i cittadini lo abbiano dimostrato in questi 2 mesi, visto il calo che si è ridotto a 1/3 l'accesso ai soli pronto soccorso. E quindi ringrazio anche i medici di base, li ringrazio veramente di cuore per il grande lavoro che hanno fatto, stanno facendo e faranno su questo fronte, che è quello di una prevenzione che è anche quella che si fa evitando che i cittadini, se proprio non necessario, si rechino magari a un pronto soccorso o si rechino all'interno di un ospedale. Avete capito? 4.875 euro in 10 anni. Cioè, della serie che se voi chiedeste a chi dà il premio quanto è prelevato, il bilancio vuol dire che è una restituzione di quello che è prelevato. Da noi non è una restituzione di quello, parte di quello che è prelevato, da noi è di più. Sì, non fatemi applicare l'addizionale IRPEF per far vedere che esiste, perché qua ormai tutti si sono dimenticati. Quanti dei 732.000 test sierologici, diciamo rapidi, ordinati sono arrivati? 220.000 e stanno arrivando anche gli altri. Stiamo testando una partita di 400.000 per essere certi al 100%, ma arriverà anche quella. Però vi devo dire una roba sul test rapido. Si sta muovendo, c'è movimento, è interessante e penso che si arriverà, secondo me, a una certificazione molto più solida del test rapido, perché vedo che ormai molti lo utilizzano come sistema di screening, purtroppo non si può fare diagnosi col test rapido, ma ti aiuta a screenare per poi dietro arrivare con i tamponi. Vedo che molte aziende sul mercato cominciano a proporre test rapidi che dichiarano validi per il 95% dei casi, il che vuol dire che è un'attendibilità che arriva ai tamponi. Quanti appunto ne sono stati fatti finora tra Padova e Verona e compagni? Bene, sono stati fatti tanti, perché considerate che abbiamo utilizzati per lo screening case di riposo, li stiamo distribuendo. Noi man mano arrivano, si distribuiscono e vengono fatti, cioè non facciamo un magazzino. Oltre 120.000 fatti e ieri sono arrivati gli ultimi 100.000, quindi sono già distribuiti, li fanno. Test rapidi. Quali ospedali tornano alla normalità? Allora, alla normalità tornano tutti gli ospedali. Resta ovviamente l'etichetta di Covid Center, perché guardate che noi la guardia non la abbassiamo e per noi resta l'emergenza. Magari non ci vedremo più a queste conferenze stampa, ma la macchina del Veneto, io ho chiesto che on-off sia immediato, cioè non è che portiamo via le tende, cioè
leviamo le tende in senso figurativo, non quelle tende che toglieremo, leviamo le tende e pensiamo che per rimettere in moto la macchina ci vogliono 10 giorni. No, noi siamo operativi, vuol dire che le terapie intensive che resteranno aperte ci tamponano tranquillamente giorni e giorni di carico di pazienti, e nel frattempo riallestiremo quelle che abbiamo dovuto togliere dalle sale chirurgiche, che ovviamente devono essere riconsegnate. Guardate che il dato che vi ho dato ieri, che abbiamo fatto più trapianti dell'anno scorso, è un dato eccezionale, 145 trapianti in più, cioè il dato assoluto superiore all'anno scorso è eccezionale. 180? 162 contro 145, vuol dire che la macchina dei trapianti non si è fermata in Veneto. Velocissimi, l'Avigan è arrivato? E l'Avigan spero nelle prossime ore di darvi notizie. E a Pederiva, buongiorno Presidente. Ore, sono nei prossimi giorni. E secondo lei lo Stato della Lombardia è una legittima rivendicazione di autonomia o una influente fulmine avanti? Chi è che fa la domanda? Pederiva. Sì. È una legittima rivendicazione di autonomia o un imprudente fulmine avanti visti i numeri? Ma guardate, noi non possiamo valutare la situazione di un'altra regione perché non ne siamo dentro, è come se qualcuno venisse a valutare la nostra, noi poi conosciamo le particolarità. Ovvio è che stiamo parlando di una riapertura che io immagino che comunque sia omnicomprensiva anche a livello nazionale, perché poi la Lombardia ha presentato un suo progetto come ce l'abbiamo noi, del quale abbiamo sempre parlato con serenità, e si rivolge a cittadini sani, punto. La seconda domanda è: Confindustria Veneto, Università di Padova abbiamo presentato un documento scientifico per la ripresa. Come lo valuta e se può essere la base per un progetto della Regione? No, la base è il nostro progetto, cioè, no, vorrei dire che ho l'obbligo di difendere il lavoro delle persone che sono deputate a far questo, cioè la dottoressa Russo con tutto il Dipartimento della Prevenzione ha scritto il piano di sanità pubblica quando nessuno neanche si preoccupava del coronavirus, e noi già scrivevamo dei tamponi, che bisognava che i tamponi questi sconosciuti, vi ricordo, tanto è vero che a Vo quella sera noi siamo riusciti a fare in 4 giorni 6.000 tamponi in Veneto. Se non avessimo avuto un piano mai l'avremmo fatto. E ovviamente teniamo assolutamente, per noi fa tesoro, è utile, giusto contributo quello dell'Unindustria, dell'Università di Padova, quello della Confartigianato che ci è stato mandato, quello dei sindacati, molti ci hanno inviato contributi, di tutti teniamo presente le osservazioni e cerchiamo anche di raccogliere ogni spunto utile e necessario, però perdonatemi, non può passare l'idea che noi lavoriamo sulla base di un progetto che ci hanno mandato gli altri, insomma la gente qui è anche pagata per lavorare ed è giusto anche rispettare il lavoro di tutti. Giuseppe Petrovelli, alla luce dell'esperienza del Veneto sicuramente la più positiva, come giudica la decisione della Lombardia e questo l'abbiamo ho già risposto a questo. Come mai Matteo Salvini non si è complimentato pubblicamente per la gestione dell'emergenza in Veneto da parte dell'amministrazione agraria? No, me lo dice tutti i giorni. L'ha detto come premier. Sì. Prego. Ho sentito, mi sembra di aver letto qualche commento che diceva la vedeva come futuro premier. No. Lasciate, ma non ve lo dico perché va bene dirlo così. Non mi risulta, ne ha parlato, ma capisco le esigenze del fatto, diciamo così. È vero che non c'è sempre Petrovelli la maggiorazione IRPEF in Veneto, ma ogni Veneto sta pagando una addizionale IRPEF nell'aliquota base dell'1,23. Sì, ma per un medico sono 900. Ma scusami una roba, ma in che lingua dobbiamo spiegarlo? Cioè, lo dico a Pietro Belli che mi ascolta sicuramente in diretta, in che lingua dobbiamo spiegarlo? Che l'addizionale IRPEF di base si chiama così, tanto è vero che noi abbiamo scritto addirittura al governo Monti di cambiare la dicitura perché è una tassa che poi non raccogliamo, punto. Allora, io capisco che c'è sempre la necessità di fare polemica su tutto, ma io non so più in che lingua spiegarlo. Vogliono scrivere che in Veneto si paga l'addizionale IRPEF, non è vero. Il collega Basso chiede: la Germania ha vietato raduni fino al 31 agosto, lei parla di possibile stagione estiva, ma i tedeschi rappresentano una buona fetta del mercato. Chi ha scritto questo? Basso. Ah, sì. Ma i tedeschi rappresentano, quindi la Germania ha vietato raduni fino al 31 agosto, lei parla di possibile
stagione estiva i tedeschi rappresentano una buona fetta del mercato turistico nostro di Veneto. Cosa può accadere sul fronte turistico secondo me? Che vengono tutti in Italia, vengono tutti da noi visto che li hanno chiusi. Ma secondo voi noi possiamo, scusate, ma siamo veneti? Siamo andati a fare gli immigranti in tutto il mondo, abbiamo più veneti fuori dal Veneto che in Veneto, lo sapete? Abbiamo conosciuto le peggio magagne del mondo e ci siamo sempre risollevati. Possiamo pensare di rinunciare alla stagione estiva? Ma io non trovo imprenditori che mi dicono di rinunciare alla stagione. La Germania ha chiuso tutto, sa che qui troverà qualcuno che li ospita. E poi pensate, vengono da una vita i tedeschi, cioè ormai hanno dei rapporti di familiarità. E guardate che non è banale questo, perché andare in una località turistica dove non ci vai per la prima volta hai tutte le diffidenze del caso e ci aggiungi anche il coronavirus. Pensate invece al tedesco che si sente a casa sua, che viene, sa già che camera avrà, sa già che piazzola avrà nel campeggio. Essere a Francoforte o essere a Jesolo o a Caorle per lui è la stessa roba, è casa e noi dobbiamo farli sentire a casa i nostri turisti. Martino Tambon, per concludere, un commento a Salvini, avevi anticipato tu Emiliano, che dice vai a Premier, sarebbe una risorsa per... Ma quando l'ha detta sta roba? Di 4 ore fa più o meno è stata pubblicata. Sono concentrato sull'emergenza e sul Veneto. Luca è una risorsa in futuro per tutto il paese. Io lo ringrazio, non lo sapevo, lo ringrazio per l'attestazione di fiducia e di stima, però è serio da parte mia essere e restare concentrato sul Veneto. Qui siamo davanti a una tragedia che è unica e il Veneto deve venire fuori assieme al suo governatore e assieme alla squadra. Io avrei concluso, se c'è l'ultimo giro, Anna Maria, e poi passiamo all'assessore Lanzarin con i dati che deve esporre oggi. Presidente, a proposito dei test rapidi, quando sarà possibile acquistarli in farmacia anche da privati? Non ve lo so dire questo, però il test rapido è bene, attenzione, prima non è la panacea di tutti i mali, dopodiché io penso che sia fondamentale che una volta validato per bene diventi screening di massa, ad esempio per le imprese, è un grande aiuto per le imprese, no? Anche perché hanno dei costi che secondo me diventeranno sempre più accessibili, si andrà verso i 4-5 euro a test. Questi sono i costi di quelli che costano di meno, si arriva fino a 10, 8, 10, qualcuno li vende a 12, però insomma sono dei costi accessibili per degli screening, ad esempio per i lavoratori, per quello che possono essere gli impegni che si possono prendere le aziende. Prego. Allora, Gianfranco Gatto, Sky TG. Una cosa velocissima, la settimana scorsa sono stato al girato servizio a Jesolo, dove imprenditori del turismo, in particolare uno stabilimento balneare che denunciando anche i vari di Stato per il momento perché preferiva aiutare i suoi dipendenti rimasti senza sussidi, senza stipendio, quindi un esempio bellissimo di imprenditoria secondo me. A parte questo stanno investendo, ad esempio hanno costruito dei bagni autopulenti, hanno un sistema di sanificazione automatica, cioè stanno rispondendo alla crisi annunciata del turismo, esatto, con nuovi investimenti. L'unica cosa che chiedono è che qualcuno ci dica, regione, governo, ASL, se potremo riaprire e quando soprattutto, cioè dateci date certe. Allora, sulla riapertura io immagino che dal 4 si possa avere certezza e chiarezza da parte del governo, se non prima, magari succede che ci sarà anche qualche indicazione prima, perché compete al governo. Sul fronte delle regole, perché ai nostri operatori turistici servono regole che non sono necessariamente e solamente quelle delle aziende, delle fabbriche, dei negozi, sono regole anche, pensate solo al tema della balneazione e della gestione della spiaggia, uno dei tanti temi, no? Piuttosto che pensate al buffet, no? La colazione a buffet piuttosto che il pranzo a buffet, come lo si gestisce? I clienti vanno per le mascherine, non ci vanno, eliminiamo i buffet, facciamo i servizi al tavolo. Allora, questa mattina cosa abbiamo detto? In videoconferenza abbiamo detto ai direttori generali, in base alle vostre località turistiche, sentite gli operatori velocemente, cercate anche lì di recuperare il discorso che ho detto prima, indicazioni, perché facciamo anche un lavoro ad hoc sul turismo e quindi loro già in queste ore si stanno muovendo con i loro riferimenti, che so, delle terme piuttosto della montagna, del mare, del lago, di quello che è, e alla fine anche lì faremo un progettino ad hoc per il turismo in maniera tale da la loro certezza
Cioè, adesso io ve l'ho detto, i plexiglass in spiaggia mi parla. Sono arrivate altre domande, Presidente. Prego. Minazzi, il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale ha definito le caratteristiche dei test sierologici unici su scala nazionale. Il governo ha dato via libera alla procedura per l'acquisto dei kit. Un commento in punto sulla situazione veneta. Noi ci siamo? I kit ne abbiamo comprati 700.000. Il vice direttore dell'OMS, Ranieri Guerra, ha parlato anche di esecuzione periodica di tamponi ai lavoratori. Io sono assolutamente d'accordo, il tema è la capacità di fare tamponi. Ragazzi, il tema è la capacità di fare tamponi. Allora noi abbiamo delle macchine e abbiamo comprato un sacco di macchine per tutte le microbiologie, non ci danno i reagenti sufficienti per fare i tamponi che vorremmo fare. Adesso io spero che il mondo si riassetti su una nuova capacità produttiva di reagenti e tamponi in maniera tale che si possa fare. Fermo restando, diciamocela fino in fondo, che se il kit funzionasse veramente, il test rapido è la soluzione migliore. Lo dico da profano, perché il tampone comunque prevede sempre un operatore specializzato che fa il nasofaringeo e dopodiché prevede tutta una processazione in laboratorio, cioè il tampone non è proprio una passeggiata. Il kit è una goccia di sangue, stai lì, aspetti un quarto d'ora e è finita lì. Ultimo, credo speriamo sia veramente l'ultimo. Giorgio Maravasi, 3 domande. Ossigeno ozono come terapia efficace, la si prenderà in considerazione? Sì, è già stata presa in considerazione. Il modello Ferrari test sierologico a tutti i dipendenti, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, secondo lei si può riproporre anche in Veneto come test? Io dico un po' di orgoglio veneto. Noi siamo partiti 20 giorni fa quando nessuno parlava del sierologico. Andate a prendervi la rassegna stampa, non è che possiamo giustificare sempre ogni giorno quando uno si inventa qualcosa o fa qualcosa di andare sempre a rimorchio. Cioè, ce l'abbiamo un po' nel sangue noi veneti, fa sempre che quei altri siano più bravi. Siamo partiti 20 giorni fa noi. Andate al professor Plevani, fatevi dare la data dei 3.000 test che sta facendo, che sta seguendo, o del professor Crisanti o del professor Lippi. Siamo partiti, noi abbiamo fatto questa scelta di farlo utilizzando lavoratori e materiale che avevamo già dei laboratori, forse saremmo stati così ingenui, ma avevamo già una procedura molto più veloce e più rapida. Anche perché quando siamo partiti noi le aziende non erano aperte, ricordo anche, piccolo particolare. Quindi prima domanda per l'assessore, magari risponde dopo, qual è la percentuale positivi sui tamponi fatti, quella l'abbiamo dopo. Bene, possiamo dare la parola all'assessore Lanzarini. Sì ragazzi, grazie, buongiorno a tutti. Grazie. Mi metto sul. Prego assessore. Naturalmente i dati che darà l'assessore poi vengono dati più tardi con la tabella del solito modo. Puoi anche diffondere la tabella dell'addizionale IRPEF, così vedono. Ok, grazie. Allora partiamo con i dati dello SPISAL, quindi rispetto ai controllo visto che li avete chiesti. Allora, ad oggi quindi dall'inizio delle attività di controllo al 16 sono stati fatti 5.162, sono state controllate 5.162 aziende per un totale di 222.636 lavoratori. Il dato del 222.636 lavoratori su 5.162 aziende diversificate di tutte le varie categorie e sono stati proprio controllati, ricordiamo insomma le varie misure, quindi il distanziamento, l'utilizzo delle protezioni, la presenza di detergenti, igienizzanti, le modalità anche che non ci siano quindi luoghi di aggregazioni quali le mense, gli spogliatoi e quant'altro. E ad oggi insomma i dati che abbiamo sono dati positivi rispetto ai controlli che si stanno facendo. Questa settimana con le riaperture abbiamo continuato e quindi continuiamo ogni giorno con un tot di controlli giornalieri. Sono sempre tutti lì al dovere? Sì, fino ad oggi tutti i controlli che sono stati fatti, ci sono stati fatti anche dei verbali, delle osservazioni, ma nulla insomma che vada proprio fuori da quelle che sono le misure, le prescrizioni che erano quelle, come citava il Presidente, che fanno parte dell'accordo sindacale che è stato preso il 14 di marzo con le parti sociali. È un dato da una parte molto incoraggiante, ma anche un po' soddisfacente, perché se
oltre 5.000 aziende controllate, tutte sostanzialmente in regola, allora un dubbio malizioso, o sono un modello di virtù e ne siamo felici, oppure insomma, i controlli sono stati un po' bonari, qualcuno potrebbe supporre. No, allora, questo vuol dire che c'è stata molta diligenza da parte delle aziende nel momento che hanno avuto la possibilità di riaprire, e quindi che i vari DPCM dal primo al secondo all'ultimo, o comunque insomma le richieste che poi sono passate tramite le prefetture con silenzio assenso, vuol dire che le varie aziende in maniera diligente e seria hanno preparato prima il terreno, e quindi hanno previsto il distanziamento dei lavoratori, hanno previsto i gel detergenti piuttosto che igienizzanti, hanno previsto il materiale di protezione, hanno fatto diciamo le separazioni rispetto ai locali mensa o ai locali degli spogliatoi. Questo è testimonianza che appunto rispetto a chi poteva riaprire ha riaperto, insomma ha seguito le misure. Assessore, ricordo male, ma oggi c'era anche forse la conclusione dei tamponi nelle case di riposo del personale? Sì, andiamo quindi al secondo, ai dati rispetto alle... Volevo fare un passaggio, l'assessore ha detto che sono stati fatti dei verbali per adeguare, non è che non abbiamo, cioè, quindi qualcuno, giusto? Sì, no, qualche osservazione, cioè, allora, su 5.000, allora guardate, su 5.162 controlli è chiaro che qualche osservazione è stata posta e quindi qualcosa, ma nulla da far dire che bisogna chiudere quella struttura perché non c'è la sicurezza per i lavoratori. A noi non c'è nessuna segnalazione di questo tipo. Non interventi di carattere sanzionatorio. Per quanto riguarda le strutture per anziani, allora, poi vediamo anche le tabelle. Abbiamo un dato che è quasi al 100%, adesso vi spiego perché. Ci sono 3 aziende che sono un po' in ritardo, che sono, e ve lo dico subito, le 2 vicentine, quindi la 7 pedemontana, la 8 berica e la 9 scarigera. Le altre invece, quindi dalla 1 alla 6, insomma, dalle Dolomiti fino alle Euganee, hanno già fatto i tamponi sul 100% degli ospiti e dei lavoratori, che ricordiamo sono gli operatori diretti ma anche quelli non diretti all'interno delle strutture. E quindi oggi, il dato che poi vediamo oggi, si tratta di 330 strutture, 34.355 sono gli ospiti e 34.355 gli ospiti in queste 330 strutture. Sono stati fatti i tamponi e ripetiamo test rapido e tampone poi per la diagnosi, quindi poi sappiamo che solo il tampone fa diagnosi, quindi tutti i test che hanno un esito positivo o incerto poi vengono seguiti dal tampone, quindi il mix delle 2 misure per 29.638 ospiti, quindi l'87% circa degli ospiti oggi è stato screenato. Per quanto riguarda invece gli operatori, stiamo parlando di 31.532 operatori diretti e indiretti, quindi dipendenti e non dipendenti, quindi anche quelli delle pulizie piuttosto che dello scodellamento, insomma delle mense e quant'altro. Sono stati fatti tamponi a 30.137, quindi quasi la totalità, il 95,6%. Quindi gli operatori sono stati fatti lo screening quasi totale e la percentuale è quella dell'altra volta più o meno, quindi la percentuale sugli ospiti positivi è del 5,8%, era del 6%, siamo al 5,8%. La percentuale sugli operatori è del 3%, come era l'altra volta, quindi ci siamo attestati sulle stesse linee. I decessi nelle strutture sono ad oggi 391, quindi rispetto ai decessi complessivi 391 sono i decessi all'interno delle strutture per anziani. Di questi insomma non abbiamo la contabilità proprio precisa, ma circa 150, dai 150 sono decessi in ospedale, 150, 180, il rimanente in strutture, più o meno un po' più, diciamo un 60% in strutture e un 40% in ospedale, insomma più o meno è così la percentuale. Posso dire una cosa, vedendo che manca Verona, manca una parte di Verona dove, lo diceva lei l'altra volta, probabilmente
ci sono casi particolarmente difficili, mancano quei casi particolarmente difficili, cioè dove i contagi sono superiori, molto superiori alla media, oppure sapete già? Allora, è chiaro che Verona è un dato importante proprio perché vediamo anche l'andamento. Prima è stato citato la situazione sugli immigrati è a Verona, e quindi è chiaro che Verona, il carcere, lo stesso un'altra finestra aperta sul carcere veronese, anche lì con positivi, quindi è chiaro che Verona, insomma, e lo ripetiamo per la vicinanza con la Lombardia, Brescia eccetera, è stato un focolaio, insomma, che ha visto diverse sfaccettature, quindi diverse anche categorie che sono rientrate. Però il primo screening, siccome le indicazioni sono andate soprattutto in quelle strutture che già avevano comunque manifestato dei pazienti e degli ospiti con caratteristiche, mi auguro, insomma, che adesso quelle che mancano siano il più possibile situazioni pulite, strutture pulite come le chiamiamo noi. Poi è chiaro che il dato di Verona è un dato, insomma, che sicuramente, insomma, è quello più importante, anche più, insomma, che diciamo da percentuali sempre diverse. Rapportandoci a questo, quindi vi riporto anche il tasso di quello sempre che abbiamo visto l'altro giorno, e quindi i positivi rispetto ai deceduti, e quindi la percentuale stima che era stata data e che è stata data dal Sole 24 Ore, che vede quindi a livello italiano il 35%, noi siamo al 16%, quindi sempre, insomma, metà più o meno del dato italiano. Abbiamo iniziato anche, e questo credo anche a testimonianza che l'attenzione è massima rispetto a tutto il socio-sanitario, quindi non solo anziani ma disabili, salute mentale, quindi anche le altre categorie che fanno parte dei servizi socio-sanitari regionali. Abbiamo iniziato con anche gli ospiti all'interno delle strutture per disabili. Siamo all'inizio, sono state già coinvolte 37 strutture, 881 sono il numero di tamponi eseguiti, di cui 83 positivi tra gli ospiti, e su 1040 tamponi invece per gli operatori di positivi ce ne sono 30, quindi però è un dato, insomma, ancora limitato, però, insomma, voi tenete conto che noi per quanto riguarda le strutture per disabili abbiamo circa 3.700 ospiti in totali e 200 strutture, quindi siamo a un terzo, insomma, diciamo, della verifica complessiva, e quindi però nei prossimi giorni penso che chiudiamo anche questa. E ancora un dato minore anche per quanto riguarda, perché questo è proprio appena iniziato, le strutture della salute mentale, in cui sono state per il momento, insomma, visitate e fatto lo screening a 25 strutture, in cui su 288 ospiti ci sono solo 2 positivi, quindi un numero bassissimo, e tra gli operatori su 297 operatori, anche qui gli operatori positivi sono 2, quindi numeri molto bassi. Insomma, sappiamo che sono anche ospiti con caratteristiche diverse, più giovani rispetto, insomma, agli anziani. Poi ve le forniamo queste, ve le forniamo. La signora Bottacina ha fatto comunicazione? No? Allora per oggi chiudiamo, vi ringraziamo tutti. Le tabelle arrivano fra mezz'ora. Si è conclusa la conferenza stampa del governatore Zaia prima e poi dell'assessore Lanzarin, che come annunciato ieri ha dato tutti i dati per quanto riguarda i controlli dello Spisal e la situazione dello screening nelle case di riposo, ma avete sentito anche nelle strutture per disabili e nelle strutture che seguono persone con disagi mentali. Tra poco ci ricollegheremo con Anna Maria Parisi, che ha seguito per noi la conferenza stampa, per fare un po' una sintesi di quelle che sono le novità emerse dalle parole del governatore Zaia, che ha fatto il punto, però poi ha parlato anche di un importante studio sugli enzimi che collega il cancro alla prostata con l'enzima che provoca il coronavirus, quindi ci potrebbero essere anche delle importanti novità sul fronte della cura del Covid-19. Ha fatto poi il punto sulle donazioni, ha parlato anche di un allentamento per quanto riguarda gli ospedali, il Covid Center, ma comunque poi faremo il punto e la sintesi con la collega Anna Maria Parisi. Nel frattempo sono uscite un po' di novità sul fronte dell'agenda politica
per fronteggiare l'emergenza. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà nell'Aula del Senato una informativa il prossimo 21 aprile alle ore 15, lo hanno deciso i capigruppo di Palazzo Madama. E ancora l'Aula del Senato voterà nel pomeriggio del 22 aprile sulla relazione sull'autorizzazione allo scostamento di bilancio propedeutica al varo degli ulteriori provvedimenti con le misure economiche per fronteggiare l'emergenza coronavirus, quindi ci saranno perché insomma saranno necessarie ulteriori misure, quindi questo comporterà anche bisognerà anche rivedere poi quello che è il bilancio. Avete sentito il governatore che ha parlato insomma di quelle che sono le varie misure prese in questo momento, per cui parliamo di screening, parliamo di tampone, di test rapidi, di test sierologici, e anche da questo punto di vista a livello nazionale ci sono delle novità per quanto riguarda proprio lo screening dei tamponi. Sto cercando in tempo in diretta con voi appunto quelle che sono le novità anche di una campagna che poi dovrà coinvolgere sempre più persone. Allora, i test sierologici per la rilevazione degli anticorpi al SARS-CoV-2 che verranno utilizzati nella campagna nazionale su 150.000 italiani potranno essere, secondo quanto apprende l'ANSA, anche più di uno. Si attende a breve il bando, ovvero una call pubblica alla quale le aziende potranno rispondere per essere selezionate, a patto che i test sierologici proposti rispondano alle caratteristiche che saranno indicate. La campagna nazionale potrà coinvolgere successivamente anche un numero maggiore di cittadini, quindi quella dei test sierologici sembra la strada sempre più intrapresa per la ripartenza, nel senso che potrà essere importante capire chi ha già gli anticorpi e quindi in qualche modo è immune, e quindi anche proprio per il rientro poi negli ambienti lavorativi. E ancora il Comitato Tecnico Scientifico e il Ministero della Salute, secondo sempre quanto apprende l'ANSA, hanno definito e indicato le piattaforme che dovranno essere utilizzate per l'esecuzione e il processamento dei test sierologici. Come detto, insomma, si prosegue su questa strada che sembra essere quella più importante in questo momento in vista appunto della cosiddetta fase 2. In attesa di collegarci di nuovo con Anna Maria Parisi, io vi farei ascoltare le parole che dette ieri durante la nostra edizione straordinaria del pomeriggio dall'assessore regionale Elena Donazzan, che ha parlato inizialmente prima di tutto di scuola, perché quello della scuola continua ad essere un tema molto discusso. Al momento non c'è ancora chiarezza su un fine anno scolastico vero e proprio, quindi con un proseguimento, diciamo così, delle lezioni a distanza, della didattica a distanza, e c'è anche un grande punto interrogativo su un rientro in aula a settembre. E poi l'assessore ha parlato un po' anche di quanto riguarda l'aspetto economico delle attività del lavoro in Veneto. Sentiamo le parole dell'assessore. Io penso prima di tutto al diritto degli studenti di tornare ad un clima il più possibile di normalità e anche poter vedere recuperate le lacune che evidentemente hanno sopportato e subito, perché è dal 26-27 di febbraio che sono a casa. Sono a casa e la modalità della formazione a distanza, per quanto in modo encomiabile fatta da molti docenti, però segna ovviamente il passo rispetto alle competenze che questi ragazzi devono avere. Io sono molto preoccupata per i bambini delle quinte elementari che devono andare in prima media, perché non potranno recuperare con i propri docenti l'anno successivo, e così per ogni ordine e grado. E io ho ritenuto e ho criticato molto il ministro Azzolina quando ha detto l'anno scolastico è finito. Perché dire l'anno scolastico è finito oggi significa dire a ragazzi e a docenti che non devono più impegnarsi. Altra cosa è l'approccio che ha il Presidente quando dice noi siamo ancora in emergenza, siamo in emergenza di tipo sanitario, quindi sono due aspetti diversi. L'aspetto di tipo sanitario riguarda evidentemente tutti i condizionamenti che dovremmo avere nel dire quando si può riprendere a lavorare, andare a scuola, muoversi in autobus, andare via in maniera meno impeditiva rispetto a quella di oggi.
perché abbiamo sempre detto fin da subito che è un comitato scientifico che deve avallare le nostre scelte. Però permettetemi, ci sono tre considerazioni. La prima è che non possiamo lasciare vuoti di conoscenza e lacune pesanti nei nostri studenti. La seconda, dove si può si deve recuperare, e si deve recuperare proprio in quei passaggi di ordine e grado. Si può usare il tempo dell'estate, io non so se il comitato scientifico ha già detto che comunque a tutto giugno e magari una parte di luglio le scuole sono insicure, o ci sarà ancora bisogno di l'impedimento alla mobilità. Se dovesse essere così è evidente che non lo faremo, ma la stessa domanda me la posso porre per settembre. La terza considerazione è quella che continuo a dire che a settembre si parte, il 1° di settembre, come sta dicendo il Ministro, diventa un po' un problema, perché se l'emergenza Covid sarà andata rallentando, vuol dire che avremo uno spiraglio di turismo e le nostre spiagge e il nostro territorio hanno bisogno di questo. E mandare i ragazzi a scuola, famiglie e ragazzi, significa impedire anche questo piccolo spiraglio di turismo. Ultima considerazione, poi le lascio la parola. Voi avete visto le famiglie con i bambini delle scuole elementari? I bambini hanno bisogno di socialità, di socializzazione, e i genitori di tornare a lavorare. Immaginatevi un tempo lunghissimo senza poter rientrare a scuola. Questo può essere un impedimento e ne ragioneremo. Quindi la sua idea è quella di andare un po' a rimodulare l'insieme delle attività scolastiche, quindi approcciarsi con una mentalità diversa rispetto a quella che finora si è adottata. Non parlare di inizio dell'anno scolastico in maniera tranchante, ma nemmeno di fine dell'anno scolastico. Questo è un po' il succo del discorso. Sì, bravo. E per sintetizzare, a voi, sono proprio due messaggi. Uno è il messaggio sbagliato che si dà a ragazzi e docenti che si stanno veramente impegnando molto. La seconda è, chi mi dice che in termini di modello organizzativo io non possa fare un po' la mattina, un po' il pomeriggio, un giorno sì, un giorno no, proprio per tenere le distanze e poter far rientrare in una dimensione di scuola i nostri ragazzi, soprattutto quelli che devono fare il passaggio al grado superiore, perché altrimenti li lasceremo con profonde lacune. Questa è la posizione che più volte ha ribadito l'assessore Donazzan per quanto riguarda proprio la scuola. Genitori, insegnanti si interrogano su quando e se si potrà tornare a far lezione. Certo è che se dovesse essere sarà non come prima, saranno necessari alcuni provvedimenti, alcune misure. Abbiamo sentito, abbiamo visto anche su alcuni siti come in alcuni paesi europei si stia tornando in aula, ma con modalità molto particolari, quindi con un distanziamento dei banchi, si era parlato anche qui di un eventuale ritorno con dei turni, quindi facendo entrare alcuni alla mattina, alcuni al pomeriggio, facendo al sabato, oppure compensando con la didattica a distanza. Insomma, tanti progetti al momento sul tavolo, ma ancora per ora nulla di definitivo, anche perché non si sa ancora se si chiuderà l'anno scolastico e si proseguirà con la didattica a distanza, o se ci potrebbe essere un ritorno, anche se la comunità scientifica in questo momento non lo prevede, sui banchi scolastici, sui banchi di scuola. Volevo leggervi, visto che si sta parlando, e ne ha parlato anche il governatore Zaia in conferenza stampa, della stagione estiva, parlando appunto, ha detto che nella videoconferenza quotidiana con i direttori generali delle ULSS è stato chiesto loro di mettersi in contatto con i rispettivi riferimenti per quanto riguarda il turismo sul territorio, per fare un po' il punto e poi creare un pacchetto turistico ad hoc della regione, che poi anche in questo caso verrà poi proposto al governo. Quindi si sta lavorando anche su questo fronte, non solo una ripartenza per le attività commerciali, ma anche proprio una ripartenza sul fronte del turismo. Ebbene, il professor Rezza
Saranno forse vacanze scaglionate, non ci sarà il Ferragosto che c'è sempre stato, ci sarà distanziamento degli ombrelloni. Probabilmente ci si inventerà un modo creativo, ma in qualsiasi caso spero che gli italiani possano fare le vacanze. Ce lo meritiamo tutto. Questo appunto così Gianni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. È presto per dire come si comporterà questo virus nel periodo estivo, ma qualsiasi cosa si faccia bisognerà rispettare misure di distanziamento. Il virus infatti probabilmente continuerà a circolare finché non ci sarà un'immunità di gregge creata dal vaccino. Quanto alle misure durante quella che non definirei fase 2, l'abbiamo detto prima, come il professor Rezza vi ha detto, si continua a parlare di fase 2 ma siamo ancora nella fase 1, quindi attenzione a correre troppo in avanti, ma fase Ibis aggiunge. Nei posti pubblici prevederei anche qualsiasi forma di barriera fisica di fronte alla bocca. L'uso di mascherine non elimina comunque la necessità di distanziamento fisico, che rimane la misura principe che si possa prendere. Quindi obbligo delle mascherine sì, ma tenendo anche in considerazione quelle che sono le altre misure, quindi quelle del distanziamento sociale, quindi di quel metro, ora 2 metri, che garantisca proprio la sicurezza per quanto riguarda la trasmissione del virus. Abbiamo sentito l'assessore Donazzan, ieri l'onorevole Demenec del Partito Democratico è intervenuto sempre in diretta, ha fatto un po' il punto per quanto riguarda le Olimpiadi e anche per quanto riguarda le riaperture. Sentiamo un piccolo stralcio delle sue dichiarazioni. Lei da bellunese conosce molto bene tutta la questione, è stato relatore di questo decreto legge, è un passaggio importante quello di oggi. Assolutamente sì, è diciamo la prima pietra che abbiamo messo rispetto all'organizzazione delle Olimpiadi. È una legge che dà un inquadramento generale a tutta la tematica olimpica, che istituisce una governance, il Comitato Olimpico, che istituisce la Fondazione Olimpiadi e anche la società che deve curare poi l'esecuzione di tutte le infrastrutture finanziate con il $1 miliardo che abbiamo stanziato in legge di bilancio. Quindi credo che sia un passo in avanti molto molto importante, fatto in un momento di grande crisi, di grande difficoltà del Paese, ma che punta anche a ridare un po' di speranza, diciamo, a tutti i nostri concittadini. Demenec, torniamo poi sul tema dell'emergenza, soprattutto su quello dell'emergenza economica. Il governo, fonti interne di Palazzo Chigi, sta lavorando alla seconda fase, soprattutto sul discorso delle aperture, dell'ingresso e dell'uscita da e verso le fabbriche e gli uffici, alla rimodulazione del trasporto pubblico locale. Ecco, questa seconda fase da che cosa sarà contrassegnata? Quali sono le notizie fresche di giornata delle quali ci può parlare? Beh, sicuramente stiamo lavorando in maniera importante intanto sul decreto che verrà approvato, spero quanto prima, speriamo già alla fine di questa settimana, che dovrebbe immettere nel sistema economico molta liquidità e molte risorse per ovviamente venire incontro alle situazioni di difficoltà, in primis, lo dico in maniera molto netta, quella del turismo in particolare, e quindi questo è un decreto molto importante. Le cifre in campo, come abbiamo visto, sono molto importanti. La settimana prossima approveremo lo sforamento ovviamente ancora dei parametri dell'indebitamento, cosa fondamentale, ripeto, per immettere ancora un po' di risorse nel sistema produttivo, oltre ovviamente a rinnovare tutti quei provvedimenti che abbiamo già fatto e che valgono per il mese di marzo e per l'inizio di aprile, cioè i provvedimenti che riguardano le famiglie, i piccoli artigiani, la cassa integrazione, eccetera eccetera. Altro tema fondamentale che citava lei per l'appunto è quello di organizzare la fase 2, organizzare le aperture, che saranno ovviamente scaglionate e che saranno fatte soprattutto garantendo in primis la sicurezza sanitaria. Non possiamo permetterci di sbagliare da questo punto di vista, sicurezza sanitaria dei cittadini tutti e soprattutto di chi dovrà riprendere al lavoro e quindi aprire in maniera scaglionata tutte le attività produttive per permettere una ripresa del ciclo economico, però sempre in piena sicurezza.
Avete sentito quindi l'agenda politica del governo per le riaperture e le ripartenze. Vedo collegata da Marghera, fuori dalla sede della Protezione Civile, Anna Maria Parisi, per fare la sintesi delle novità emerse dalla conferenza stampa del Presidente Zaia. A te la linea, Anna Maria. Sì, eccoci Francesca. Dunque, per quanto attiene alle riaperture, come diceva da studio il tuo ospite, si dovrà attendere il 4, così ha detto il Presidente Zaia, in quanto si avranno le certezze da parte del governo, in particolar modo anche per quanto riguarda il tema della balneazione e la gestione delle spiagge. Poi l'altra questione con i decessi e il report dalle case di riposo, le RSA, le case di cura, dei 391 decessi registrati ad oggi, il 60% è avvenuto nelle 391 decessi, per quanto attiene anche agli anziani, il 60% è avvenuto nelle case di riposo, il 40% negli ospedali. Sono oltre 60.000 i tamponi effettuati sia su 30.000 ospiti che sugli altrettanti operatori, anzi 34.355 il numero corretto degli ospiti, di cui sono risultati positivi il 5,8% contro il 3% dei positivi degli operatori diretti e indiretti, vale a dire non soltanto operatori sociosanitari, personale medico e infermieristico, ma anche gli indiretti con il personale della mensa e chi lavora nelle imprese di pulizia. Quindi che dato è questo? È un dato che si conferma essere la metà rispetto al dato italiano nazionale. Poi è emerso un'altra questione, quella di come un farmaco che curerebbe la prostata nei malati, in particolar modo di cancro alla prostata, sembrerebbe dare risultati positivi contro il Covid-19, così da quanto emerso da uno studio del professore di Padova, e così come verrebbe riportato anche poi da uno studio confermato di cui riporta il New England Journal of Medicine. Secondo appunto questo dato, con la Fondazione della Ricerca Biomedica e con il nome del professor Pagano, ecco per essere esatti, su 130 pazienti che sono stati da lui valutati, il recettore che viene utilizzato come mezzo di trasporto, diciamo così, per il virus è lo stesso che viene utilizzato per questo farmaco, che quindi inibisce il virus. E poi ancora il tema delle donazioni: siamo arrivati a 52.260.000 euro di donazioni, tra cui come citato dal Presidente Zaia 5.000 euro arrivati anche dall'Associazione dei Carabinieri di San Polo di Piave. E ancora i bambini che donano e rompono i loro salvadanai, diciamo così, con Aurora e il fratello Luca, Aurora e Luca Lovisetto. E poi c'è anche il bimbo Edoardo che, come ha raccontato il Presidente Zaia, si è improvvisato come piccolo chimico, diciamo così, con un'incubatrice che ha lui stesso sperimentato con una scatola di scarpe utilizzata come incubatrice per far nascere i pulcini. E poi ancora un altro dato importante, con questa bella notizia che arriva dal professor Pagano di Padova, con questo farmaco che cura che inibirebbe il virus, il farmaco appunto contro il cancro alla prostata. Ad oggi sono 222.000 i tamponi effettuati, con 13.902 persone che si troverebbero in isolamento e 14.990 positivi, numero in calo quest'ultimo. 1.597 i ricoverati, di cui 209 in terapia intensiva. Aumenta il numero
dei dimessi, che ad oggi al momento ammonta a 1900 persone, 85 i nati in Veneto da ieri. Ancora la regola è quella di rispettare le regole, ha detto appunto il presidente Zaia, e un'altra questione molto importante per quanto attiene alla tracciabilità degli asintomatici resta, con il tampone che comunque è il mezzo diagnostico numero 1, anche il test rapido. Altri dati significativi: ha voluto puntualizzare la questione dell'addizionale IRPEF, perché a una domanda che gli è stata posta in sala stampa in merito al premio di produzione che verrebbe dato, che meriterebbero i personale sanitario con i medici, lo meriterebbero tutti, ha detto il governatore Zaia, ma ricordiamoci che da 10 anni la Regione del Veneto non applica l'addizionale IRPEF. Che cosa significa questo? Significa che per un medico con uno stipendio medio di 73.000-75.000 euro lordi all'anno ha introitato, diciamo così, permettimi questo termine, quasi 5.000 euro in 10 anni, vale dire che non gli sono stati defalcati 480 euro al mese, per essere esatti. Resta fermo il fatto che il premio di produzione dovrebbe essere dato a tutti, compresi anche agli addetti delle pulizie, che ricordiamoci sono le persone deputate a sanificare gli ambienti. E ancora la dismissione degli ospedali, che una volta terminata l'emergenza torneranno alle attività solite precedenti Covid-19, diciamo, fermo restando che nell'emergenza in atto ancora le strutture continueranno a utilizzare i reparti per il Covid-19, così come adesso per curare le persone. Ancora i dati forniti dall'assessore Lanzarin per quanto riguarda i controlli nelle aziende, quindi i dati con lo Spisal, i controlli dello Spisal, ad oggi sono ben 5.162 le aziende controllate per un totale di quasi 223.000 lavoratori, e non risulta essere stata commessa nessuna infrazione, se non stilati alcuni verbali con osservazione sul da farsi per una miglioria dell'ambiente lavorativo. E questo in sintesi per quanto attiene ai dati forniti dalla Regione. Un altro punto è quello delle strutture per disabili, 37 le strutture per disabili controllate ad oggi, però su un totale di 200 regionali, 881 i tamponi effettuati, e con i positivi che risultano essere quasi il 10%, cioè 83 persone che sono risultate positive tra gli ospiti delle strutture per disabili, ma questo è un dato parziale, ripeto, perché si riferisce a un terzo delle strutture presenti in regione, quindi è un dato ancora in divenire, un dato ancora limitato. E questo in sintesi, grazie. Francesca, grazie. Quanto è emerso, facendo un punto, un riepilogo generale. Se non hai domande da studio ti restituisco la linea. Grazie Anna Maria Parisi per la puntuale sintesi di quanto è emerso oggi in conferenza stampa. Grazie a te e buon lavoro. Adesso ci dobbiamo fermare per qualche istante di pubblicità, tra pochissimo. Viene. Rieccoci in diretta, proseguiamo questa edizione straordinaria con tutti gli aggiornamenti sul coronavirus da settimane. Diciamo che accanto all'emergenza sanitaria c'è quella economica, alla quale il governo sta cercando in queste settimane di provvedere con una serie di provvedimenti, tra questi i 600 euro per gli autonomi, 600 euro che dopo qualche giorno, con qualche giorno di ritardo da ieri stanno arrivando nei conti correnti di chi ne ha fatto richiesta. Allora siamo in collegamento via Skype con Antonio Pone, direttore regionale dell'INPS, che ringrazio per essere qui. L'abbiamo strappato, immagino, a giornate difficili
difficili, impegnative, più del solito probabilmente, per fare proprio insieme a lui il punto della situazione in Veneto. Innanzitutto come sta andando, quindi ad oggi quanti sono questi cittadini che hanno ricevuto e che hanno visto in conto corrente questa boccata d'ossigeno? Allora, complessivamente in Veneto le domande che erano state presentate erano 320.489. Di queste sono già state pagate 244.648. Percentualmente fa il 76% del totale. Noi, come detto già nei giorni scorsi, entro questa settimana finiamo di pagare tutte le domande ricevute. Considerate quindi 1° aprile, primo giorno, con tutti i problemi che ci sono stati per via della concentrazione delle domande in quel fatidico giorno, oggi siamo il 16, per il 18 noi contiamo di aver chiuso completamente la partita pagamenti sulle domande. Ne sono pervenute moltissime, perché complessivamente parliamo di oltre 4 milioni di domande pervenute a livello nazionale, e quindi sostanzialmente esserne riusciti a pagare sostanzialmente più di 3 milioni è una partita importante gestita in pochi giorni, e questo lo diciamo anche per rasserenare i cittadini che devono sapere che su queste provvidenze non possono contare. Quindi questa era la partita più urgente in questi giorni, e noi abbiamo voluto impegnarci in maniera straordinaria a questo fine, a prescindere dal fatto che fatalità coincideva anche con giorni particolari, Pasqua e quant'altro. In questo momento la priorità era pagare i lavoratori, pagare i cittadini, e quindi ben volentieri ci siamo prestati ad assicurare il pagamento in tempi più velocemente possibili. Ecco, perché abbiamo ricevuto alcune segnalazioni di cittadini che appunto dicevano: io non li ho ancora visti, sono preoccupato, perché, lo ripetiamo, per gli autonomi questi 600 euro sono importantissimi anche proprio per poter fare la spesa, per poter far fronte a quelle che sono le necessità. Quindi tranquillizziamo chi ci sta guardando, nel giro di pochi giorni si completerà il panorama di coloro che hanno fatto la richiesta. Sì, ne mancano ancora il 25%, poi c'è una piccola aliquota che praticamente di cui si sta verificando l'IBAN, nel senso che una delle cose che è successa è che le modalità di presentazione della domanda erano molto semplici, quindi sostanzialmente si inserivano i propri dati anagrafici, tutto l'insegno della semplificazione. Molto spesso le persone hanno sbagliato l'IBAN e quindi la banca ci segnala, noi abbiamo fatto il mandato di pagamento e la banca ci sta dicendo: guarda, questo signore in realtà non ha un IBAN di questo tipo, e quindi noi a quel punto queste anomalie le dobbiamo gestire contattando la persona. Talvolta non è agevolissimo contattare la persona, perché per esempio un'altra cosa che mi veniva chiesto di indicare era l'email, e nello scrivere l'email è successo che magari le persone abbiano omesso un punto piuttosto che un trattino, e quindi sono successi due tipi di inconvenienti. Primo, che non si riesce a contattarli all'indirizzo voluto, dall'altra parte che la ricevuta magari è andata lì dove non doveva andare, presso un'altra persona, no? Quindi questo è quello che poi succede materialmente quando si opera in velocità, cercando di ipersemplificare i meccanismi, no? Quindi era importantissimo in fase di inserimento della domanda controllare con grande attenzione recapiti, in particolare telefonici e email, perché lì dove l'IBAN, sappiamo tutti quanto è difficile riportarlo, perché è un numero molto complesso, un codice alfanumerico, è un attimo omettere una cifra, in particolare uno 0 o insomma un numero, e lì è importante poter contattare queste persone e controllare l'IBAN e fargli affluire soldi lì dove effettivamente hanno il conto. Ecco, noi in settimana abbiamo l'operazione. Perfetto, lo ribadiamo perché è importante per chi da casa ci sta guardando. Due domande le faccio, se è possibile, se avete questi dati. Innanzitutto, se nel complesso delle domande che sono state presentate, una percentuale di quante sono state accolte, quindi c'erano i requisiti per poterle accogliere, e se c'è anche un focus provinciale, quindi nelle varie province come è andata appunto queste domande e questa somministrazione poi dei 600 euro. Guardi, le domande sono state praticamente accolte nella quasi generalità, salvo dove c'erano delle anomalie. Quindi la percentuale di domande su quelle lavorate finora che non sono state
diciamo così, valutate positivamente è estremamente ridotta e si aggira sull'1-2-3% a seconda appunto di queste piccole incongruenze che però poi alla fine ti costringono a contattare direttamente l'interessato. Per quanto riguarda invece l'andamento a livello provincia per provincia, diciamo che complessivamente sul pervenuto la provincia che ha avuto il maggior volume di domande è Venezia. Questo non stupisce anche in trend con altri tipi di prestazioni più tradizionali in cui Venezia tendenzialmente fa registrare volumi maggiori rispetto alle altre province. Subito dopo Padova, quindi Venezia complessivamente 63.000 domande, Padova 62.000, Verona 60.540. Un po' più diciamo indietro come numero complessivo, Vicenza 52.875, Treviso 56.771 e poi via via le due province diciamo meno popolose, quindi Rovigo con 18.385 e Belluno con 13.243. L'ultima domanda riguarda gli 800 euro, nel senso che si parla di un aumento di questo bonus che potrebbe passare nei prossimi mesi da 600 a 800 euro. Di questo cosa ci può dire, direttore? Allora, su questo possiamo dare anche qui ampia rassicurazione. Allora, questa misura è stata annunciata dal ministro Cataldo, il ministro del lavoro. L'istituto ovviamente una volta predisposte le procedure a seguito del decreto Cura Italia, che era ovviamente l'aspetto più difficile, no? Molto spesso il legislatore sottovaluta che quando esce un decreto legge non è che il giorno dopo le procedure informatiche possono essere pronte, no? Necessariamente hanno bisogno di qualche giorno per essere predisposte. In questo caso, fatto il lavoro di implementazione e di presentazione delle domande di indennità Covid, per noi pagare 600 o 800 euro è diciamo così, una misura che si fa istantaneamente, un adeguamento immediato del sistema informatico. Per noi non è un problema questo. Se c'è l'opportunità, se abbiamo un piccolo spazio, forse potremmo fare anche una piccola finestra sulla cassa integrazione ordinaria. Certo, prego. E anche lì mi preme dare un segnale di rassicurazione agli ascoltatori. Allora, sulla cassa integrazione ordinaria, complessivamente sono state presentate finora in Veneto 16.100 domande. Allora, ad oggi, considerate che noi la procedura per lavorarle è stata rilasciata giovedì scorso, quindi a partire da giovedì, quindi venerdì, sabato, domenica, lunedì, Pasquetta, eccetera, in questi giorni qui sono state processate, autorizzate complessivamente 10.801 domande di cassa integrazione, quindi abbiamo superato quota 10.000. Complessivamente quello che abbiamo riscontrato è che stiamo lavorando a un ritmo in cui definiamo il doppio del numero di domande che riceviamo giornalmente. Facciamo un esempio: ieri 15 aprile abbiamo ricevuto 1.394 nuove domande di cassa integrazione, ma ne abbiamo definite 2.710. Quindi viaggiando a questo ritmo, quindi con diciamo così, definendo nel doppio di quelle che arrivano, complessivamente nel giro di 6 giorni, secondo il nostro programma di lavoro, dovremmo abbattere la giacenza che si era accumulata nei giorni di predisposizione delle procedure informatiche di lavorazione, che è pari a 8.864 domande. E quindi anche in questo caso, se tutto va bene, nei prossimi 6 giorni, e contiamo tranquillamente anche sabato e domenica da questo punto di vista, quindi i giorni effettivi, dovremo riuscire a metterci nella condizione che lavoriamo il corrente, cioè quando arriva la domanda noi immediatamente la processiamo e la lavoriamo e facciamo l'autorizzazione se è una cassa integrazione a conguaglio anticipata dal datore di lavoro, o andiamo avanti con il pagamento se è una cassa integrazione a pagamento diretto. Anche in questo caso, per rassicurare gli ascoltatori, questo è un tema molto delicato, si è anche molto parlato dell'anticipo bancario della cassa integrazione perché i tempi sarebbero stati molto lunghi, in realtà anche su questo andremo molto velocemente a punto. E poi, se ho proprio un ultimo minuto, sì? Un aggiornamento in tempo reale, ma che può essere molto di interesse per gli ascoltatori. Ieri il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno autorizzato la proroga della misura dei congedi, cosiddetti congedi Covid, i congedi quelli al 50%. Voi sapete che erano stati prorogati fino al 13 di aprile e c'era il dubbio se si potessero prendere per i periodi successivi. Le scuole
continuano ad essere chiuse. C'è una domanda molto forte ovviamente da parte dei genitori di poterne fruire per stare vicino ai figli e seguirli. Ieri pomeriggio il Ministero finalmente ha bloccato e ha confermato la proroga e i finanziamenti di questa misura. Già da stanotte le procedure sono state regolate e già stamattina, per chi lo desidera tramite i patronati o individualmente, è possibile inserire anche periodi successivi al 13 aprile, cosa che fino a ieri non era possibile. Grazie infinite, grazie davvero per queste puntualizzazioni fondamentali e che saranno sicuramente molto utili per i nostri telespettatori. Grazie davvero al direttore regionale dell'Inps Antonio Pone, grazie, buon lavoro, ritorneremo ad aggiornarci perché sicuramente ci saranno altre novità nei prossimi giorni. Grazie ancora e buon lavoro direttore. Grazie. Dobbiamo fermarci per qualche istante di pubblicità, tra pochissimo. Di nuovo in diretta, continua la nostra edizione straordinaria. Sono stati tante le notizie che hanno accompagnato questa emergenza coronavirus legata alla trasmissione del virus dall'animale all'uomo. Questo ha comportato poi abbandoni di animali domestici, con il timore, proprio per le tante fake news che si sono susseguite, che gli animali domestici, cani, gatti, ma anche altri animali che vivono nelle nostre abitazioni potessero trasmettere il coronavirus all'uomo, cose che poi la comunità scientifica ha smentito e anzi si è verificato il contrario, ovvero dei casi nel mondo di trasmissione dall'uomo all'animale. Facciamo un po' di chiarezza collegandoci via Skype, lo ringrazio per la disponibilità, con il dottor Diego Cattarossi, veterinario. Buongiorno dottore, grazie per la disponibilità, ben ritrovato. Buongiorno a lei, la ringrazio e saluto i suoi ospiti. Allora, dottore, iniziamo dal primo punto da chiarire. Il coronavirus, lo è già stato detto, però troppe volte ancora leggiamo proprio di abbandoni legati all'emergenza. Il virus non viene trasmesso dai nostri animali domestici all'uomo. Questo aveva nato dalle notizie che a Wuhan, dove c'è stato il primo focolaio, la trasmissione era venuta da pipistrello a uomo, c'è stato questo timore che i nostri animali domestici potessero trasmettere il virus, cosa che assolutamente va smentita categoricamente. Il Covid-19 è un virus nuovo, stiamo imparando a conoscerlo. Quello che lei dice è molto importante. Allo stato attuale delle conoscenze non è stato mai dimostrato il passaggio del virus dagli animali domestici all'uomo. Questo ancora non è avvenuto, quindi qualsiasi episodio di abbandono non vede nessuna giustificazione neppure in questo caso. Quello che sì si è visto è che ci sono diverse sensibilità in specie diverse. Questo che cosa significa esattamente, dottore? Significa che ad esempio il furetto, che è un animale domestico a tutti gli effetti, sembra avere massima sensibilità al virus e questo ce l'aspettavamo perché il furetto è sensibile anche alla influenza stagionale che noi tutti conosciamo. In seconda battuta, come scala di sensibilità, ci sono i felini, non solo i nostri gatti, ma ci sono stati degli episodi purtroppo mortali, in quel caso di tigri dello zoo del Bronx. Il cane sembra essere al terzo posto in termini di sensibilità. Quando noi parliamo di sensibilità non intendiamo in nessun modo pericolosità per l'uomo. Vuol dire che i furetti si ammalano, hanno la febbre, sintomi respiratori e digerenti. Nel gatto è stata dimostrata sia l'infezione asintomatica, ovvero che è guarita da sola, come nel caso belga appunto in 9 giorni, e come anche casi di gatti che erano positivi ma non hanno dimostrato alcun sintomo. Nei cani abbiamo avuto dei casi di positività ma ad oggi non è dimostrata una sintomatologia, quindi noi non sappiamo se realmente questi animali siano pericolosi per noi. Di fatto ci viene da pensare che non lo possano essere perché ci sono migliaia e migliaia di animali nelle nostre famiglie e questi non hanno rappresentato un rischio, sono invece loro ad aver contratto l'infezione dal loro proprietario.
Ecco, proprio un'informazione di servizio. Chi risulta positivo fortunatamente non ha sintomi gravi, per cui può restare a casa, naturalmente in isolamento. Sappiamo che molti, anzi è necessario, perché questo è quello che prevede il protocollo, deve isolarsi dal resto del nucleo familiare laddove sia possibile, altrimenti sono state messe a disposizione strutture proprio per fare una quarantena al sicuro. È consigliato anche quindi fare una sorta di quarantena dal proprio animale domestico, quindi evitare anche i contatti proprio con gli animali domestici. Per qualcuno potrà essere una sciocchezza, una banalità, però insomma sappiamo che chi ha in casa un animale lo considera per affetto un componente della famiglia a tutti gli effetti. Sono d'accordo, non è assolutamente da sottovalutare. Si è visto che i casi di positività di questi gatti, furetti, cani erano sempre in presenza di un proprietario positivo. Quindi la via preferenziale è sempre nell'uomo, da uomo a uomo, ma noi possiamo infettare i nostri animali. Laddove ci sia una positività sarebbe ideale non venire a contatto con i propri animali qualora ci siano altre persone in famiglia che li possano accudire. Se questo non fosse possibile, usiamo le stesse buone regole che ci stanno dando per la nostra incolumità i medici, ovvero usiamo la mascherina, tocchiamo l'animale solo dopo esserci lavati abbondantemente le mani con acqua e sapone neutro. Laddove non è possibile ci sono questi disinfettanti su base alcolica che funzionano molto bene, e nel momento in cui l'animale dovesse essere a contatto in ambienti dove si può ritenere un rischio infettivo, viene consigliata la spazzolatura, il passaggio con soluzioni registrate per la specie in questione, non improvvisiamo dei disinfettanti fai da te, e il lavare le zampe sempre con acqua e sapone neutro anche ai nostri animali. Ecco, non candeggina, non altre sostanze. Nella maniera più assoluta no. È importante Ci sono tanti prodotti per la disinfezione registrati per le diverse specie. Dottore, un'ultima battuta, le leggo questo che è un'ANSA. Dopo aver sottoposto a tampone per 2 volte i 3.300 abitanti, adesso gli scienziati padovani analizzeranno i gatti di Vo Euganeo. Vo Euganeo e Vo, primo cluster in Veneto, primo focolaio dove venne fuori il primo caso di Covid-19 in Veneto, primo focolaio italiano insieme a Codogno. Un'equipe composta da 4 ricercatori dell'Università di Padova e da un collega dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, con la supervisione dei servizi veterinari della regione, effettuerà un test sierologico sul sangue dei gatti domestici per cercare gli anticorpi alla malattia. E questo degli anticorpi nei gatti è un po' una strada che stanno seguendo vari scienziati per cercare di capire perché i gatti sono immuni o comunque eventualmente riescono a guarire in modo autonomo, e da qui magari anche arrivare ad un vaccino. Che cosa ci può dire di questa cosa, insomma, dalle sue conoscenze, dottore? Intanto mi inorgoglisce molto che siano dei veterinari in prima linea a studiare questo virus. Ho letto quest'ANSA e i nomi sono assolutamente di grandissimo prestigio sia all'università sia nello zooprofilattico. È molto interessante perché il gatto ha già il suo coronavirus. Quindi noi dobbiamo partire da una medicina molto integrata in cui conosciamo già infezioni che avvengono in altri mammiferi e cerchiamo di creare un parallelismo con questi nuovi coronavirus che ci stanno colpendo. Segnalo che il test sierologico sta a indicare un contatto con il virus, quindi qualora le persone si trovassero a Vo Euganeo col gatto sieropositivo, anche in quel caso non c'è motivo di abbandonarlo, perché una positività sierologica significa che quell'organismo è venuto a contatto col virus. Può essere che non abbia sviluppato malattia, può essere che non lo stia eliminando. Ecco, queste esperienze sono fondamentali e segnalo anche, lei sicuramente lo saprà, che un nostro collega italiano ha depositato negli Stati Uniti un nuovo brevetto, stanno provando dei trials di nuove terapie che partono proprio dallo studio del coronavirus nel gatto, quindi speriamo che dallo studio integrato della medicina veterinaria e della medicina umana si possa giungere rapidamente a nuovi protocolli terapeutici e soprattutto vaccinali, perché dobbiamo arrivare là. Grandi speranze che arrivano quindi dal mondo veterinario, dal mondo della medicina insieme. Grazie mille, dottor Diego Catarossi, veterinario, per il suo intervento. Torneremo ad aggiornarci nelle prossime giornate. Grazie ancora, dottore, e buon lavoro. Grazie che mi avete dato. Grazie a lei e buon lavoro.
Dunque un focus anche su questo, su come la medicina lavori parallelamente per trovare una cura e un vaccino al Covid-19. Siamo in chiusura, vi ricordo che la nostra edizione straordinaria ritorna alle 17:30 per tutti gli aggiornamenti e poi naturalmente le edizioni serali e poi dalle 20 alle 21 ancora tutte le novità sull'emergenza Covid-19. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con la programmazione di Antenna 3. Arrivederci.